Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Siamo in diretta anche per questo sabato 8 aprile per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Iniziamo come sempre dalla cronaca e dall'incidente che si è registrato questa notte verso le 4 in A4 tra i caselli di Padova Ovest e Padova Est. Un furgone con a bordo 3 persone di nazionalità rumena si è scontrato contro un camion finendo con il parabrezza incastrato sotto al mezzo pesante. Uno dei 2 passeggeri è morto sul colpo, aveva 48 anni. Il secondo passeggero e l'autista sono stati portati in ospedale dove si trovano ricoverati in condizioni molto gravi. È difficile il lavoro dei pompieri accorsi sul posto insieme all'automedica e alla polizia stradale. Ci è voluto diverso tempo per estrarre i 2 sopravvissuti dalle lamiere del furgone. L'incidente è avvenuto tra i caselli appunto di Padova Est e Padova Ovest, come vi dicevo, e questo in direzione Venezia. Mi arriva un aggiornamento proprio ora da Nicola Zanetti. C'è stato un altro incidente stradale nel Vicentino a Bressanbido. Un ragazzo di 16 anni è morto ieri notte nella provincia berica dopo aver perso il controllo del suo scooter finito contro un cartello della segnaletica stradale. Il giovane, che rientrava da una festa ed era ormai a poche centinaia di metri da casa, è finito pesantemente a terra battendo la testa sull'asfalto, riportando lesioni fatali. L'incidente è avvenuto alle 3:30 in via San Bosco. Sono risultati inutili i soccorsi dei medici del SUEM 118 che hanno potuto solo constatare il decesso di questo povero ragazzo, appunto 16 anni. La dinamica dello schianto, in cui non sarebbero stati coinvolti altri veicoli, è al momento al vaglio dei carabinieri di Thiene. Tra l'altro a Thiene torneremo fra qualche minuto per un vero e proprio caso. Un ragazzo che è entrato in classe con un'arma. Sta diventando un caso nazionale, ma fra poco avremo il servizio della nostra Luisa Bertini. Rimaniamo nel Vicentino per il cordoglio, per il lutto dopo la seconda vittima della valanga in Norvegia, Pietro De Bernardini. Tutta la comunità di Isola Vicentina è sotto shock. La sua mancanza è stata proprio un fulmine a ciel sereno in questa giornata e ci mancherà tantissimo. Il ricordo degli amici straziati dalla notizia della scomparsa di Pietro De Bernardini, il 25enne di Isola Vicentina travolto dalla valanga in Norvegia insieme agli altri escursionisti vicentini. Lui è la seconda vittima dell'incidente. Mancherà la sua esuberanza, lui che viene definito solare e giramondo. Studiava e lavorava in Olanda, dove stava per prendere una seconda laurea dopo essersi laureato in ingegneria a Milano. Era in Norvegia in vacanza, qui ad Isola tutti lo ricordano per le prodezze al Palio delle Contrade di luglio, abile nei giochi di velocità. Nel 2018 la Contrada Santa Maria aveva vinto grazie alle sue abilità. Pietro era un ragazzo solare, esuberante, e aveva sempre voglia di fare festa. Al Palio si divertiva come un matto ed era... ci mancherà sicuramente a questo Palio. Ecco. Per Santa Maria è stato fondamentale. Nel 2018 Santa Maria ha vinto il Palio grazie anche a lui, che era molto furbo e agile. E proprio per il Palio si pensa ad un premio ad hoc da dedicare alla sua memoria. Avevamo già pensato a qualcosa, una targa, ad esempio il più giovane, oppure a un ragazzo che si distingue appunto per le sue abilità magari durante il Palio. Questa è l'apertura ora del giornale di Vicenza. La notizia è in aggiornamento. Questo ragazzo di cui abbiamo parlato prima, 16enne, che si è schiantato in scooter vicino a casa ed è morto. La tragedia questa notte a Bressanbido. Ovviamente per tutti gli aggiornamenti restate con noi a Vicenza la nostra Luisa Bertini. Andiamo adesso nel
il Padovano, funerale islamico per Kia Naoui, la 31enne è morta ad Ariano Polesine, perdonatemi, ovviamente in provincia di Rovigo, per un colpo di pistola sparato accidentalmente dal figlio. Oggi, proprio oggi, la famiglia partirà per il Marocco. Partirà oggi per il Marocco con la famiglia la salma di Kia Naoui, la donna, mamma di 2 bambini di 8 e 11 anni, colpita alla testa da un proiettile esploso accidentalmente dal figlio più piccolo nella loro abitazione di Via Fine ad Ariano Polesine. Un funerale islamico per la donna morta dopo 24 ore di agonia. Ieri sera la visita del sindaco di Ariano, Luisa Beltrami, al padre e ai bambini, che ancora non sono rientrati in casa ma sono ospitati da un familiare. Una vicenda ancora avvolta nel mistero, una morte che vede ad oggi nel registro degli indagati iscritto il nome di una sola persona, quello del vicino di casa, che deteneva legalmente insieme ad altri fucili l'arma dalla quale è partito il proiettile. Chi ha nascosto l'arma ritrovata poco più lontano, sepolta sottoterra, e chi abbia aperto quel cassetto rimane ancora un mistero sul quale gli inquirenti stanno cercando di fare luce. L'amministrazione ha espresso profonda vicinanza alla famiglia. Ieri, durante la visita, ai bambini sono stati consegnati beni di prima necessità e materiale scolastico. Viaggio in auto con autista da Milano a Padova per spacciare, arrestato un tunisino. In trasferta da Milano a Padova con l'autista a noleggio e 34 dosi di cocaina da spacciare in tasca. Durante un controllo stradale ad Albignasego il nervosismo l'ha tradito e così un 31enne tunisino è stato perquisito e poi arrestato. La vettura a noleggio è stata fermata dai carabinieri del Nord di Abano lungo la strada statale 16 all'altezza di Albignasego. Dopo aver verificato i documenti, i militari hanno notato l'atteggiamento nervoso del passeggero e così l'hanno perquisito. Nelle tasche aveva 2 incarti contenenti a loro volta ben 34 dosi di cocaina per un totale di 15 grammi di sostanza stupefacente e 1.200 euro in contanti. Droga e denaro sono stati sequestrati. Il 31enne nordafricano residente a Milano è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Oggi la notizia è stata riportata un po' da tutti i media locali, ma ve l'abbiamo raccontata noi ieri sera con Nicola Marcato per Primi. Una storia che suscita profonda indignazione. Una cagnolina che è stata picchiata dai ladri perché abbaiava troppo. È successo a Roncade. Lei è stata picchiata, comunque adesso sta bene. Matteina, detta Metti, bassotta di 5 anni, è stata picchiata da dei malviventi che volevano introdursi nel giardino di casa sua in via Stradazza a Roncade. Lei si è lanciata immediatamente dentro al campo e come è arrivata nella zona buia ho sentito che piangeva in maniera disperata come se venisse picchiata da qualcuno. Mi sono lanciato immediatamente all'interno del campo e ho sentito dei rumori dall'altra parte della siepe che si vede laggiù. Sì, loro sono entrati da qui, da dietro al pollaio, praticamente hanno scavalcato la rete. Lei ha sentito i rumori e chiaramente si è avventata immediatamente contro. L'allarme lanciato dalla piccola Metti ha di fatto sventato il furto dei ladri. Quante persone erano secondo lei? Ma secondo me almeno 2, perché ho sentito poi un vociferare mentre andavano via, quindi sicuramente erano almeno 2. È una zona martoriata dai furti. Ci sono molte case singole, ci sono stati parecchi furti. Non si vive bene. Non si vive bene, diciamo che si dorme sempre con un occhio aperto e uno chiuso. La vostra cagnolina di 5 anni è stata la vostra salvezza, il vostro allarme. Se non fosse stata per lei probabilmente io me li sarei trovati davanti al portone o probabilmente anche già dentro in macchina, perché io presumo che l'obiettivo fosse la macchina, perché la macchina è anche nuova. Un cane in famiglia, oltre che un fedele amico, dimostra d'essere sempre un prezioso alleato, anche se di piccole dimensioni. Io con Metti mi sento al sicuro perché è l'allarme di casa. Insomma, una storia a lieto fine, ma che ha indignato parecchio e che vi abbiamo raccontato ieri sera per l'appunto con Nicola Marcato. Adesso siamo in grado di proporvi il servizio da Vicenza della nostra Luisa Bertini su un vero e proprio caso. A Tiene un ragazzino minorenne è entrato in classe, nello zaino aveva una pistola, aveva un'arma. Da qui è partito un colpo che ha terrorizzato compagni di classe e insegnanti, ma ci racconta tutto Luisa Bertini.
È andato a scuola con un'arma a salve riposta nella cartella, dalla quale, secondo le ricostruzioni, sarebbe partito accidentalmente il colpo da dentro lo zainetto, pare mentre lo studente stava finendo la lezione, forse nell'atto di mettere a posto i libri. Un botto dalla pistola giocattolo mentre era in classe con gli altri compagni e gli insegnanti, rimasti spaventati dal rumore. È successo all'Istituto Superiore Saugo di Thiene prima dell'interruzione delle lezioni per il Ponte di Pasqua. Si tratta di una pistola a salve di libera vendita e detenzione in casa, a cui era stato tolto il tappo rosso. È stata sequestrata dai carabinieri intervenuti, che hanno denunciato il minore alla Procura di Venezia. Così dunque a Thiene staremo a vedere gli sviluppi di questa vicenda, di questo caso davvero grave, se sarà confermato in tutti i suoi contorni. Noi adesso andiamo a Conegliano per un altro caso diventato virale, complici i social, in questo caso TikTok, il social più diffuso tra i giovani, tra i giovanissimi. I fatti risalgono all'altro ieri, un controllo che doveva essere di routine da parte della polizia nella zona della stazione, che a Conegliano è particolarmente difficile come area, delle persone che sono state individuate, e da qui ne è nato un parapiglia con alcuni ragazzi extracomunitari che hanno picchiato selvaggiamente due poliziotti. Questa la cronaca. Sembra Gotham, lo sbirro picchia un bambino, se entra con loro in macchina sarà solo un ricordo, vogliono boicottarmi perché siamo del blocco, sento dalla sua bocca, che ascoltati di troppo, tipo torna in Marocco, questo non sarà il tuo posto, ste cose non le scordi. Il video con tanto di minaccia su TikTok, il social più seguito dai giovani, è presto diventato virale e racconta dell'arresto di un ghanese 24enne in via Sauro, a pochi metri dai giardini di San Martino a Conegliano. Quello che non racconta invece l'aggressione subita dai due agenti di polizia impegnati nel controllo antispaccio dell'area, non solo da parte del 24enne, ma anche di diversi compagni che erano con lui, una decina, stando alle testimonianze. Sono le 4 del pomeriggio quando i toni in questo angolo di Conegliano si accendono. I ragazzi di colore hanno preso a menegate i poliziotti. Là c'era una baruffa immensa. Io ho sentito solo baruffa. Lasciarmi stare, e il poliziotto le ha prese anche. Ma erano in tanti? Tanti, contro 2. Come se non bastasse, il gruppo si è poi portato all'esterno del commissariato per continuare la protesta nei confronti dei controlli. Nelle scorse ore, in tribunale a Treviso, il 24enne è stato giudicato per direttissima e condannato a 1 anno e 4 mesi per resistenza pubblico ufficiale, lesioni, danneggiamento e rifiuto di fornire le proprie generalità. Restano da vagliare le altre posizioni. I 2 poliziotti hanno riportato una prognosi di 7 giorni ciascuno. Uno è stato morso alle mani e alla schiena, l'altro ha ricevuto un pugno in piena faccia e ha rotto un dente. Per i residenti l'ultimo atto di una serie in una zona che resta poco sicura. Sto notando ultimamente un aumento della microcriminalità, cioè delle bande di giovani che vanno in giro per Conegliano a fare quello che vogliono praticamente. Secondo me la situazione sta peggiorando e sta degenerando e non abbiamo più il controllo di questa situazione. Secondo me in certi posti più forze dell'ordine sicuramente non farebbero male per tenere la situazione sotto controllo. Più controlli sicuramente, sì, più controlli sicuramente. C'è troppa delinquenza, non va bene. La situazione è sempre un po' violenta qua a Conegliano, però da un posto dopo vanno in un altro, non si sa dove sia un po' di pace o tranquillità, anche per i bambini. Troppo delinquenza e non va bene così. Troppi, come si dice, extracomunitari e troppa paura. In diversi posti c'è spaccio di droga. Bisogna andare giù drastici, bisogna che le robe le cambia radicalmente e dare più coso alle forze dell'ordine. Mano libera alle forze dell'ordine, se no non se ne va fuori.
Allora i nostri colleghi di Bassano stanno raggiungendo Bressanvido per lo schianto in scooter di questa notte alle 3, a darne notizia adesso anche il Gazzettino.it, questo sedicenne che è morto vicino casa, quindi l'ennesima tragedia sulle strade. Tra l'altro soltanto questa mattina, un'ora dopo, in A4 lo scontro tra un tir e un furgone, ci sono delle persone gravi in ospedale, un uomo di 48 anni rumeno che è morto, quindi continua questa scia di sangue sulle strade del Veneto. Parliamo adesso di mobilità e di una protesta che sta montando nel Padovano, perché mancano autisti e così Bus Italia, la compagnia del territorio, taglia 56 corse nel nuovo orario. Divisi i sindacati, per la UIL saranno penalizzati soprattutto i sanitari che devono recarsi per lavoro, per l'appunto in ospedale. Rivoluzione delle corse del trasporto pubblico a Padova. Per garantire un servizio più efficiente, Bus Italia ha comunicato attraverso una nota il taglio dello 0,2% degli autobus. Numeri alla mano, si tratta di 56 corse su 2.462 per il servizio urbano. Un taglio reso necessario per garantire il servizio extraurbano, che ha 4.461 corse. Una riorganizzazione decisa per rendere il servizio più funzionale e coprire la mancanza di autisti ormai cronica per Bus Italia, che nel frattempo sta formando nuove leve che entreranno in servizio però non prima di alcuni mesi. Le linee interessate sono la numero 3 con capolinea Lyon, la 5 che passando per gli ospedali porta a Volta Brusegana, la 6 Brusegana Terranegra, la 10 da Ponte di Brenta a Caselle di Selvazzano, la 13 Altichiero via Boccaccio, la 15 che allunga a Villa Torre di Saunara, la 21 fino a Ponte Rotto, la 22 Torre Mandria. A far più discutere in queste ore i bus tagliati all'alba da Ponte San Nicolò diretti al centro di Padova, passando per gli ospedali, corse particolarmente usufruite dai sanitari in servizio. Diverse le reazioni dei sindacati, apertura da parte della CGIL che ha parlato di razionalizzazione, critica la UIL. Per Luigi Spada, UILP, la situazione è al limite, nessun parcheggio scambiatore, nessuna convenzione, nessuna promessa è stata rispettata dalla società. Chi viene a lavorare in via Giustiniani, conferma Spada, deve diventare matto per trovare parcheggio. Una nota positiva: il servizio del Quibus viene allungato di un'ora. Al mercoledì, venerdì e sabato si viaggia fino alle 2 di notte, mentre a lunedì, martedì e giovedì e domenica fino all'1. Ma a Padova, come ovunque del resto, è un giorno prefestivo, il sabato di Pasqua, e quindi potete immaginare l'assalto in centro. Alleggeriamo un po' i toni, la cronaca è tanta anche oggi, ma insomma è anche il giorno che precede la festa, e ci racconta questo clima la nostra Anna De Roberto con Cristian Roque Alende dal Salone proprio di Padova. Buongiorno Anna. Sì, buongiorno da Padova, nel cuore dello storico Salone. Alle mie spalle uno dei tanti chioschi dove si può comprare l'agnello pasquale. Come vedete ci sono tante code anche qui. Alla destra e alla mia sinistra sono tantissimi i chioschi e tante le persone che oggi vogliono comprare. I prezzi variano da 24 euro al chilo a 26 euro al chilo, a seconda che si compri la coscia oppure il petto. Tante le persone che comunque non stanno rinunciando a portare in tavola l'agnello pasquale. Gli aumenti, come ci raccontano i produttori, sono stati contenuti. Ve li facciamo ascoltare. Posso chiederle quanto è costato? 37 euro per 10 persone, ecco, per cui è un prezzo adeguato, direi. Adeguato il prezzo, sì, secondo lei sono sì. saliti i prezzi? Ma un po' sono saliti sì, però diciamo che questo è abbastanza accettabile. Come sono i prezzi quest'anno? I prezzi sono come l'anno scorso più o meno, tranne i prodotti di nicchia che hanno un prezzo superiore agli altri anni. Materie prime che sono aumentate? Assolutamente, specialmente nei prodotti semifreschi, dal latte di pecora, dal latte di capra, ai pecorini romani. Il parmigiano è ancora abbastanza stabile, però insomma chi vuole un prodotto diverso, un po' di nicchia, comunque c'è un valore aggiunto in più rispetto agli altri anni. L'uovo di Pasqua è molto più costoso rispetto agli altri anni, ecco. Ne abbiamo preso soltanto uno quest'anno, per tradizione. Come sono i prezzi quest'anno?
Siamo ai livelli dell'anno scorso, c'è una differenza di prezzo di circa il 2%, 2-2,5%, di conseguenza siamo in linea con l'anno scorso, non perché sia diminuito, per carità, è che l'anno scorso era già un po' caruccio, quest'anno si sono contenuti abbastanza, diciamo. Abbiamo cercato anche noi stessi di contenere i prezzi perché altrimenti sarebbero lievitati un po' di più. Quindi i ricavi rischiano di essere minori per voi? No, non è che rischiano, sono molto minori, però è giusto anche non lavorare solo per i soldi ma per soddisfare la gente e soprattutto farla mangiare bene. Io trovo che i prezzi sono un po' cresciuti, ma insomma stiamo anche abbastanza bene, dai. I prezzi sono dappertutto più o meno uguali, la carne è andata molto su. Però non si rinuncia? Si mangia un po' meno, ma la carne non si rinuncia. Rispetto secondo me all'anno scorso c'è stato un aumento, quindi voglio dire le cose vanno bene e la gente mangia ancora, voglio dire, in famiglia, anche se non c'è tutte le libertà che ci sono che prima magari col Covid non c'erano. E niente, buona Pasqua a tutti e basta. Avete visto insomma un'atmosfera frizzante oggi sotto il salone, complice la bella giornata, la carne d'agnello ma non solo, anche prodotti lattiero-caseari e pasta fresca, tantissime le persone che comunque nonostante la crisi e nonostante gli aumenti non vogliono rinunciare a festeggiare con i buoni prodotti nelle loro tavole di Pasqua. È tutto da Padova, restituisco la linea. Anna, grazie davvero a te e Cristian Roque Alende per questo racconto della città di Padova alla vigilia appunto di Pasqua. Come sempre le interpretazioni sono tante, no? C'è fiducia da una parte, dall'altro le incertezze derivanti dal caro bolletta, dall'inflazione che comunque pesa ancora tantissimo come del resto a Natale, ma oggi vi racconteremo tante storie, siamo pronti a collegarci anche con Bassano dove è boom di presenze, vi racconteremo di questo ponte a Venezia e poi ci collegheremo con la montagna bellunese, con i pasticceri, insomma restate con noi. Noi però andiamo avanti con la cronaca e i vari flash dal territorio. Questo da Vicenza, parliamo di abbandono di rifiuti, 18 sanzioni nel mese di marzo per un totale di 5.400 euro di multe. 18 violazioni sanzionate con 300 euro di multa ciascuna, per un totale di 5.400 euro nel mese di marzo. I controlli della polizia locale per contrastare l'abbandono di rifiuti davanti alle isole ecologiche sono stati realizzati da personale in borghese con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza installate sulle autocivetta e posizionate nelle isole ecologiche. I filmati hanno permesso di individuare 11 persone responsabili dell'abbandono di rifiuti all'esterno dei cassonetti, a San Pio X, in Viale Camisano, in via Bortolan e via Belli, e altre 7 in via Baracca e Vicolo dei Campesani. Come sapete, in questi giorni si è tornati a parlare prepotentemente della presenza dell'orso sulle nostre montagne. Il caso è questo, insomma, lo conoscete, il giovane runner Andrea Papi che è stato ucciso da un orso. La conferma di fatto è arrivata dall'esame autoptico. E ovviamente c'è polemica perché gli animalisti sono contro l'abbattimento, poi sapete anche che la posizione del Trentino Alto Adige è una posizione un po' particolare, differente da quella assunta dal Veneto, ma di orso se ne parla a tutti i livelli, a livello regionale, a livello nazionale, a livello europeo. Facciamo il punto. Le ultime statistiche ci dicono che abbiamo più di 180 lupi nella nostra regione distribuiti nelle province montane e pedemontane. Sono questi i numeri riguardanti la popolazione dei lupi in Veneto, con 2 o 3 branchi attivi anche nell'altopiano dei 7 comuni. Allevatori e residenti sono furibondi per le continue predazioni di bestiame e animali domestici e i sindaci chiedono un cambiamento nella gestione del problema. Abbiamo le mani legate fin tanto che non verrà approvato il nuovo piano di gestione nazionale del lupo che permetta di avere delle misure più incisive e più efficaci per esempio catturare, spostare, allontanare e arrivare anche nei casi più gravi anche all'abbattimento.
In realtà qualcosa sta cambiando. È una situazione preoccupante. Innanzitutto occorre essere chiari, lo stato di conservazione della specie lupo non è più da considerarsi critico, quindi non parliamo più di una specie in via di estinzione, ma di una specie che per contro è in forte espansione. Questo cambiamento è confermato anche dall'Unione Europea. La gente comincia a capire che quello che stiamo facendo oggi non funziona e ultimamente, proprio dopo un intervento mio, anche la Presidente della Commissione von der Leyen ha ribadito che serve più flessibilità nella gestione. In parole povere, il cambio di strategia comprende il contenimento della specie e quindi l'abbattimento di capi. C'è da dire però che l'Europa non fa piani di gestione, che spettano invece ai governi. L'Italia deve fare un piano solo per la popolazione alpina, che io riterrei anche una cosa interessante, o se no per tutta l'Italia, e poi farlo approvare dall'Unione Europea. Ho parlato con il ministro Lollobrigida proprio questa settimana su questo lavoro che c'è da fare, secondo me c'è da fare il più presto possibile. E noi proseguiamo il nostro racconto di questo sabato a nord-est, la Pasqua, dicevamo che riempie le città, soprattutto Venezia. Com'è Venezia? È la città più bella al mondo dopo Buenos Aires, dice questa coppia di argentini. A Venezia è iniziato il lungo weekend di Pasqua, alberghi da tutto esaurito ad accompagnare i turisti, il caratteristico suono delle ruote dei loro trolley sui nasegni della città. Piazzale Roma è invaso dalle lunghe code di auto in cerca di un parcheggio che nei garage non c'è se non si è prenotato con largo anticipo. Conava, l'associazione degli albergatori, che propone di creare una ZTL sul Ponte della Libertà. Devo aggiungere che per il 2023 le previsioni sono assolutamente rosee e favorevoli. Questo evidentemente salvo variazioni a livello internazionale. Maxi code anche gli imbarcaderi. Un'ora che aspettiamo. Per andare dove? A Murano. Turisti giunti letteralmente da ogni parte del mondo. Where do you come from? Slovacchia. Da dove venite? Slovacchia, Ucraina, Austria, Portogallo, Lisbona. Ci siamo sposati questa settimana e loro hanno venuto dall'Argentina al matrimonio. I super rincari non hanno fermato l'assalto degli arrivi. Venezia patrimonio UNESCO, la vediamo per la prima volta in tutta la sua bellezza, con la sua laguna e la sua storia, dice questa famiglia. Tra ponti, chiese e palazzi antichi è bellissima. È una città così amabile, spero di divertirmi. Breve il tempo di permanenza, che va dai 2 ai massimo 4-5 giorni. Few days. Only few days. We have to come back. And then we take the cruise during 1 week, and that's it. Yeah. Enjoy in Venice. Thank you. Thank you very much. Have a nice day. It's my second time. E intanto a Venezia sono arrivati i Guardians da oggi e fino al prossimo novembre sono tornati gli steward che si occupano di decoro della città. Con il ponte pasquale sono tornati operativi a Venezia tra San Marco e Rialto i Guardians. È un servizio per l'amministrazione comunale che riteniamo molto importante, appunto a tutela della piazza, ma anche a servizio del visitatore. Sentinelle a tutela della città e del suo patrimonio artistico, da far rispettare al turista indisciplinato. Il compito dei Guardians è infatti anche quello di avvisare la polizia locale in caso di comportamenti scorretti. Ha il doppio scopo di informare il turista e garantirgli un'attività di accompagnamento e accoglienza, e dall'altra parte è quello di tutelare il decoro della piazza. I Guardians presenti a Venezia fino al prossimo novembre. Venezia dove sono esplose le polemiche per la provocazione lanciata dal blogger Federico Blumer, la provocazione è quella di imbrattare la città. Questo è un messaggio per gli attivisti di ultima generazione, va bene Roma, va bene Firenze, va bene tutte le capitali delle città d'arte, ma Venezia non vale niente questa città? Venite a imbrattare la Basilica, venite a imbrattare il Palazzo Ducale.
Se volete lanciare un messaggio, lanciatelo anche da qua. Mentre il sindaco gioisce per l'identificazione con conseguente sanzione dei 5 responsabili di tuffi e acrobazie a Venezia, il blogger originario di Varese ma veneziano d'adozione lancia una forte provocazione sui social e lo fa, dice, proprio per amore della città che si sta riducendo a essere solamente attrattiva turistica. Era una provocazione per far riflettere su cosa vuol dire, più che altro sull'andamento della città, che a forza di tenere questi monumenti perfetti che non si devono rovinare, la città comunque muore, cioè il monumento deve essere vivo, la città deve essere viva, se non la tieni viva cioè ci fai un parco turistico, no? Per me la città è un animale vivo e se non ci sono i cittadini, da un certo punto di vista, che senso ha avere Piazza San Marco? E ricordiamolo che però imbrattare, cioè non è andare con gli uniposca, si usano delle vernici che sono lavabili ed è molto più lavabile quello del fatto che la città si sta svuotando. Abbiamo fatto meno 50.000 abitanti quest'estate, mi pare, e la notizia è passata totalmente nel silenzio. Quindi è più importante dover pulire una colonna del Palazzo Ducale o ragionare sul fatto che Venezia ha sempre meno abitanti? Quindi se volete colpire duro un posto dove vergogna, non si rovinano le cose, questa è Venezia. Venite e lanciate vernice qua a Venezia, perché qui farà sicuramente ancora più rumore che dei posti che avete scelto nel passato. E questa provocazione è finita dritta dritta nelle mani della Digos, motivo per cui Federico è indagato, ma la cosa non sembra preoccuparlo, anzi. Bene. Bene. E sui tuffatori dice: Fan bene perché è l'uso che la città si merita per come si racconta. Se tu la racconti come un posto dove vieni, vedi, spendi, mangi e vai, tanto vale che poi tu la usi come ritieni giusto. Il dibattito eterno su Venezia, questa volta con una provocazione bella e buona che fa discutere ancora di più, getta benzina sul fuoco, verrebbe da dire. Questa la foto relativa all'incidente di stamane alle 4 in A4 tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia, questo scontro tra un tir e un furgone. Così è stato ritrovato il furgone da parte di soccorritori, dei vigili del fuoco, del SUEM 118. In questo furgone è morto un uomo rumeno di 48 anni. Gli altri passeggeri sono in gravi condizioni all'ospedale. Poi c'è l'incidente di Bressanvido. Sul posto si stanno recando i nostri colleghi di Bassano, lo stanno riportando tutti i giornali online, ne abbiamo parlato anche prima, così il giornale di Vicenza, questo 17enne che è morto di fatto alle 3 di questa notte in scooter vicino a casa, uno schianto fatale, ma vi aggiorneremo nel corso di questa prima edizione. Abbiamo ancora diversi collegamenti aperti con il territorio, andremo a Treviso con il nostro Lucio Zanato, parleremo dei problemi dell'agricoltura. Fino a poco tempo fa, fino a pochi giorni fa, il tema principale era la siccità, adesso anche le basse temperature e non solo. Tutto questo subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per raccontarvi questo sabato a Nord-Est, domani è la Santa Pasqua, una giornata che trascorre tra sacro e profano. Qui con me c'è Don David Berton, parroco di San Biagio di Callalta. Buongiorno Don David. Buongiorno a lei e con lei a tutti faremo i qualche riflessione, perché a volte è giusto ricondurre anche il tema al centro, no? Faremo alcune riflessioni, le faremo fra poco, ma prima appunto la cronaca, l'attualità, e c'è questo di cui vi parlavo prima, questo nuovo allarme per certi versi, le temperature troppo basse che mettono in difficoltà nuovamente l'agricoltura dopo la siccità. Ci sono anche parassiti, ne parleremo con il nostro Lucio Zanato fra poco. Questa intanto è la situazione dei frutteti nell'Alta Padovana.
Sono immagini che arrivano dai frutteti del Veneto, quelle che vi proponiamo. Il crollo delle temperature dell'ultima settimana, con minime di poco superiori allo zero, hanno costretto a lunghe veglie notturne gli agricoltori nel tentativo di salvare il raccolto, mettendo al sicuro dal gelo le fioriture. Dopo un inverno con una temperatura media superiore di poco più di 1 grado a quella storica del nord, alla siccità si aggiunge il problema delle gelate che sta colpendo la provincia con danni a macchia di leopardo. A rischio le gemmature di susine, ciliegie nell'Alta Padovana, albicocche, pesche, ma anche quella di meli, peri, kiwi e nei vigneti in avanzata fase di vegetazione dopo questo inverno anomalo. Nell'Alta Padovana si stanno accendendo fuochi per scaldare le piante con speciali ventilatori che mescolano aria calda e aria fredda, creando una barriera protettiva. Nella bassa entrano in funzione gli impianti antibrina che creano una patina su rami e frutticini senza soffocare o bruciare la pianta. Secondo i dati diffusi da Coldiretti, i cambiamenti climatici hanno causato danni per oltre 6 miliardi di euro all'agricoltura italiana, con un clima tendente alla tropicalizzazione che renderà sempre più frequenti manifestazioni violente, sfasamenti stagionali e sbalzi termici significativi. Per il settore primario le problematiche quindi si sommano, ma collegato adesso con noi c'è il nostro primo esperto di agricoltura, Lucio Zanato, che ci parla di Prosecco in particolare. Lucio, buongiorno. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3, sono con Andrea Zanoni, consigliere regionale e come dire, molto attento all'ambiente, però la prima notizia che vi voglio dare è che abbiamo appena avuto la conferma è che è stato ritrovato un ordigno bellico proprio a circa 200 metri da dove vi trasmettiamo, all'altezza di Varco Manzoni, probabilmente l'abbassamento delle acque l'ha riportato a galla, hanno visionato, l'hanno visto alcuni passanti questa mattina, l'area è stata transennata, ripeto, è un ordigno bellico della seconda guerra mondiale, fatalità emerge il giorno dopo, il 7 aprile, dopo 79 anni da quel bombardamento, probabilmente è uno degli ordigni che sono stati sganciati, adesso poi noi andremo a verificare. Però torniamo all'argomento per cui ci siamo collegati, ovvero il tema della flavescenza dorata. Tema flavescenza dorata, tema utilizzo di un fitofarmaco molto più potente di quelli che sono stati autorizzati fino ad adesso, un problema secondo lei perché non deve essere autorizzato. Perché? Beh, innanzitutto è un pesticida, il termine fitofarmaco è un'invenzione tutta italiana, a livello internazionale si parla di pesticidi. Deve essere vietato e non deve essere utilizzato non perché lo dice Andrea Zanoni, ma perché lo ha detto l'EFSA, che è l'autorità sanitaria e alimentare dell'Unione Europea, che lo ha vietato dal 2020. È stato vietato il cloropirofos metile già nel 2021 dagli Stati Uniti d'America, perché in merito sono stati fatti molti studi sugli effetti che il cloropirofos metile crea sulle persone, causa alle persone, ovvero in particolare è neurotossico ed è stato dimostrato come nei bambini nati da madri che sono venute a contatto con questa sostanza c'è un netto abbassamento del quoziente di intelligenza. In alcuni addirittura talmente forte che ha portato alla disabilità di questi ragazzi. Però tutto questo naturalmente quando si fanno intensi trattamenti, qui si parla di una deroga per una volta sola e per cercare insomma di porre fine a quella che invece è una devastazione, quella della flavescenza dorata, che altrimenti permette molti altri trattamenti consecutivi con risultati forse ben peggiori per l'ambiente, perché si tratta molto di più e quindi si inquina molto di più. No, in realtà non è proprio così. Se una sostanza viene vietata dalle autorità sanitarie mondiali perché crea grossi problemi, questa deve essere vietata. Le alternative ci sono e dobbiamo attuare quelle alternative, non di altri pesticidi. Io capisco che l'industria della chimica dei pesticidi debba fare affari, ma qui bisogna capire se è più importante tutelare una determinata economia o la salute dei cittadini e la tutela dell'ambiente. Anche perché volevo, come dicevo prima, queste sostanze chimiche poi ce le troviamo nelle acque superficiali, nei fiumi, nei torrenti e nelle falde acquifere. Ogni anno ARPA in Commissione Ambiente ci fa un report e le troviamo lì. Pertanto la soluzione alternativa è usare la lotta integrata, è usare sistemi biologici e addirittura proprio in provincia di Treviso, nell'Opitergino, c'è un laboratorio che ha messo in atto un prodotto ecocompatibile, biologico, che riesce
a uccidere la cicalina, che è il vettore della malattia della flavescenza dorata. È praticamente lo Scaphoideus titanus, questo è il nome scientifico di questo insetto. Che è una specie di zanzarina, insomma. Sì, che porta questa malattia, viene debellato grazie a un prodotto ecocompatibile. Quindi io credo che la Regione dovrebbe impegnarsi per tutelare da una parte chi ha investito sulle coltivazioni del vitivinicolo, ma dall'altra anche la tutela dell'ambiente, della salute e della sanità, perché il principio è che non è che lo usino solo una volta, nel momento in cui ritorna in commercio, lo sappiamo tutti come sono i controlli, anche se diamo il beneficio inventario, lo utilizzano una sola volta, ma è un messaggio gravissimo che si dà alla gente, alla popolazione, ai cittadini, perché vuol dire che anche se una cosa è vietata la possiamo utilizzare. Ma ha anche detto che questo è già stato utilizzato quando c'è stata un problema per quanto riguarda i frutti, per quanto riguarda la frutticoltura con un altro insetto. Sì, è a mio avviso sbagliato. Io ero venerdì scorso a un'assemblea e conferenza pubblica con un noto endocrinologo medici per l'ambiente ISDE del Pordenonese, il quale, interpellato dal pubblico su questa sostanza, ha raccontato come sia un interferente endocrino e crei una serie di malattie veramente degenerative molto importanti, perché è un prodotto che intacca il sistema nervoso. Lucio, chiarissimo. Meno sostanze chimiche usiamo nell'ambiente e meglio è. Dopodiché c'è anche a dire un'altra cosa: cerchiamo di evitare questa monocoltura che poi ci porta ad avere più malattie, perché naturalmente questi insetti circolano molto di più. Una volta, se si spostavano, trovavano il mais nel Barbedica, adesso trovano i vigneti e quindi è un escalation, pertanto la troppa intensità di questi vigneti sta creando grossi problemi. Sì, questo più o meno è il tema. Esatto. Ovviamente ci sono due parti, c'è la parte, diciamo così, economica con i viticoltori e c'è invece la parte ambientale che dice no, bisogna eliminare completamente. Lucio, però prima di ridarti la linea, volevo parlare di ieri sera, c'entra poco con l'ambiente, forse anche per certi versi, perché comunque quando si fa la guerra si distrugge anche l'ambiente, però ieri sera vorrei che la regia potesse mettere in onda le immagini, perché abbiamo seguito la cerimonia della Via Crucis legata al 7 aprile di Treviso, una cerimonia sentitissima, oltre 500 persone hanno partecipato ieri sera dalle 21 in un passaggio che è partito da Santa Maria Maggiore, quindi da Madonna Grande alla chiesa dei Trevigiani, per poi arrivare a Santa Maria Ausiliatrice, ovvero il tempio della chiesa votiva, con questa processione con il vescovo e le riflessioni che sono state non solo riflessioni della Via Crucis tipiche, ma anche delle riflessioni legate a degli scritti lasciati da chi ha vissuto il 7 aprile. Questa sera racconteremo questa Via Crucis davvero particolare. Va detto anche che il 7 aprile e il Venerdì Santo è cascato solamente una volta dopo il tragico 44, cioè nel 1950, quindi sono 50 anni che non accadeva più questo abbinamento, chiamiamolo così, e per cui è stata veramente una cerimonia sempre molto molto sentita, proprio perché c'erano questi due momenti di grossa intensità emotiva. Se hai domande, se no restituisco. Grazie Lucio, io mi collegherò con te a questo punto fra poco, perché ci racconterai cosa sta succedendo sulle mura a questo punto, quindi ti ringrazio, grazie Lucio Zanato e Andrea Zanoni. A fra poco Lucio. Io chiedo alla regia di Andrea Basso e Marco Gagliazzo se possiamo rimanere anche sulle immagini della Via Crucis, perché vorrei un commento da Don David Berton, perché insomma Pasqua resta una festa religiosa, ogni tanto va ribadito come per il Natale, no? Ci sono delle deviazioni dal significato della festa. Immagino che anche a San Biagio ci sia stata la Via Crucis ieri sera. Sono cerimonie partecipate, nel tempo sta cambiando l'atteggiamento, lei che cosa nota?
Ma io noto che la Via Crucis è sentita sì dalla nostra gente trevigiana. Io ovviamente ho lo specchio di una realtà limitata che è quella del mio comune di San Biagio di Callalta, però è sempre sentita, l'abbiamo vissuta ieri sera in tutte le nostre parrocchie o comunque 2 o 3 parrocchie riunite insieme in un'unica chiesa. È sentita perché è un momento secondo me forte di condivisione e di solidarietà, di tipo spirituale però, nel senso che attorno e dietro la croce, attorno al racconto della passione di nostro Signore, tutti noi non possiamo non rispecchiarci, nel senso che portiamo qualcosa che appartiene a noi. L'esperienza della croce, bene presto o tardi, avanti nell'età o prima, arriva, tocca la vita di ciascuno di noi. E allora l'esempio, e per chi ci crede ovviamente anche l'intercessione che scende da quella croce del Cristo, ma anche il suo esempio di tenacia, di forza fino alla fine, diventa un motivo di speranza per tutti noi. Ieri sera io citavo l'esperienza veramente delle nostre croci, anche e soprattutto di quelle nascoste, no? Che non si vedono e che sono molto di più nelle nostre case, nei nostri ospedali, nei nostri ospizi, ma anche abbiamo riempito prima del mio arrivo i nostri servizi del telegiornale di cronaca e purtroppo anche tanta cronaca nera. Ecco, sono tutte croci che, ecco, in una serata, in un giorno come quello del Venerdì Santo, riusciamo a trovare un motivo di speranza per andare avanti. Ci sentiamo solidali, non gli unici carichi di questa croce del vivere, che fa parte del vivere, e troviamo anche però speranza che viene da quella croce di nostro Signore. Parlo ovviamente da credente, no? Speranza anche guardando a San Pietro e ai giorni difficili che ha comunque vissuto Papa Francesco. Lo possiamo vedere dall'Ansa.it, grazie a Andrea Basso, la Via Crucis senza il Papa, 20.000 fedeli al Colosseo. Francesco ha seguito la cerimonia da Santa Marta, a causa del freddo non ha potuto presenziare, ma presenzierà, così ha detto la Santa Sede, agli eventi di domani, quindi sì, insomma c'è questa rassicurazione per tutti i fedeli. È un momento un po' particolare. Probabilmente anche questa sera che si celebra la veglia pasquale, cioè la risurrezione proprio di nostro Signore. Domani saranno le messe della domenica di Pasqua, ma stanotte appunto si celebra la veglia, che è la madre di tutte le veglie e anche, direi, la celebrazione più importante che noi cristiani abbiamo e viviamo, insomma. Sì, credo che il Papa questa sera sarà sicuramente presente, anche perché la cerimonia si tiene all'interno della Basilica. Diciamo che ieri sera da Roma, dal Colosseo, è partito un forte messaggio per la pace continuamente invocata da Papa Francesco. Anche voi, Don David, avete fatto questo riferimento? O lo farà nelle prossime messe? Lo farò domani più propriamente, ma l'ho fatto anche ieri sera, sì, alla pace. E la pace come impegno certamente sociale, quindi di tutta un'umanità, ma per noi cristiani poi che è un dono che scaturisce da una fede, da una relazione con il nostro Signore. Ecco, vivere in pace non è solo uno sforzo umano, è anche un dono da chiedere come grazia di Dio, che mi spinge verso la pace, mi spinge a essere un costruttore di pace. Costruttore di pace vuol dire anche, certamente, non solo vantare diritti in questa vita, ma diventi costruttore di pace anche quando tu assolvi ai tuoi doveri, ti dai da fare, impegni bene la tua vita. I fatti di cronaca che prima lei commentava mi hanno lasciato un po' perplesso, oppure chi incita, dico il mio parere molto personale, ma chi incita a imbrattare in quella maniera con le vernici le opere d'arte, i musei e i monumenti delle nostre città, dico forse il concetto di dovere sociale, di dovere come essere umano, oltre che cristiano, forse non l'ha molto chiaro, insomma. Non l'ha metabolizzato? No. E le chiedo,
Io mi ricordo una cerimonia a San Biagio di Callalta 2 anni fa, una Via Crucis in piena epoca Covid. Lei si è reinventato tutta una serie di espedienti anche narrativi per consentire a tutti di seguire la Via Crucis anche via streaming, se non sbaglio. Quindi erano 2 anni fa, era la Pasqua di 2 anni fa. Sono stati momenti molto delicati per tutte le comunità. Ne siamo totalmente usciti, secondo lei? O ci sono delle ferite ancora aperte? E soprattutto dal suo osservatorio privilegiato, che è quello della parrocchia, come le vede queste famiglie anche alle prese con i problemi terreni di tutti i giorni, quelli quotidiani, il caro bolletta? Sì. Ecco, mettiamo appunto non solo il Covid, non solo l'aspetto sanitario, mettiamo dentro anche aspetti più sociali, economici, lavorativi, scolastici. Ne siamo usciti, penso che dal punto di vista medico ne siamo usciti. Il Covid non fa più paura, non ci isola, non ci obbliga a certe restrizioni. Credo invece che forse non abbiamo ancora riflettuto abbastanza e non abbiamo compreso la lezione che il Covid ci ha dato e la lezione alla quale abbiamo dovuto un po' anche obbligati assistere e fare nostra. Una lezione che, perché vedo ecco, che il risultato è un forte individualismo accentuato. Un accentuato individualismo che sta permeando la nostra società. È più difficile reclutare dei volontari per qualsiasi iniziativa, non lo dico solo per la parrocchia, per molti altri aspetti, associazioni di volontariato che siano la parrocchia e altro, i nostri oratori e quant'altro, proprio perché si accentua l'aspetto individualistico del pensare a sé e tutto quello che in un certo senso io posso fare solamente se decido, se metto in moto la mia libertà, la mia volontà, e quindi c'è un costo di volontà, un costo di libertà, ecco. Quando questa azione, questo volontariato che mi viene chiesto, questo servizio, va a toccare la mia libertà, la mia volontà, ecco che siamo diventati un po' allergici a questo sforzo. Quindi è molto il facile Covid uscire. non ci ha migliorato da questo No, punto è di molto vista. facile uscire. Se lei osserva dopo il Covid nessuno vuole più stare a casa, troviamo nei nostri ristoranti, pizzerie. Prima ascoltavo Radio 24 e mi diceva appunto numeri stratosferici per il weekend di Pasqua di gente che gira, che va in vacanza, che uscirà a pranzo e quanti consumi si faranno. Però dall'altra parte è venuto meno l'impegno di donare qualcosa di sé, ecco, l'altruismo, quello vero. Ecco, dicevamo per l'appunto, ci muoviamo tra sacro e profano. Don David parlava di questi numeri comunque da boom per la Pasqua in Veneto. Vi abbiamo raccontato Venezia, ci siamo collegati con Padova, con la nostra Anna De Roberto, adesso ci colleghiamo con Bassano, con Alex Giuliano, perché a Bassano del Grappa è boom di turisti. Non so se è pronto il collegamento, vedo Alex. Buongiorno Alex, raccontaci tutto. Un buongiorno allo studio, un buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Siamo in diretta dal mercato di Bassano del Grappa, un mercato pre-pasquale e come potete vedere dalle immagini è un mercato che fa segnare veramente il tutto esaurito. Tantissima gente, tanti turisti, è un momento sicuramente di grande afflusso questo. Allora chiediamo subito a un esercente come stanno andando le cose, siamo in diretta. Buongiorno, la vediamo il banco diciamo circondato da possibili clienti, ma al di là di questo turisti bassanesi come stanno rispondendo in questo mercato del sabato? Stanno rispondendo bene e vediamo che la gente ha voglia di comprare, di uscire dopo 2 anni, 3 anni di pandemia. Sembra che si stiamo riprendendo.
Quindi numeri importanti, ha visto tanta gente, tanti turisti? Tanti turisti, sì, tanti turisti. Anche francesi, tedeschi, abbiamo visto tanti turisti oggi. Allora intanto buona Pasqua, visto che insomma siamo in clima, grazie per la disponibilità. Noi ne approfittiamo per andare adesso a sentire un po' di persone, di turisti che appunto stanno animando questo mercato. Seguiteci perché guardate, la gente è tantissima e adesso raccogliamo la loro voce. Tantissima gente oggi qui al mercato. Turisti, tanti turisti. Comprano? Comprano, sì. Tanti turisti, vediamo anche una bella giornata, un mercato così pieno era da tempo che non si vedeva. Eh sì, perché c'è una bella giornata e poi adesso il ponte festivo probabilmente ha attirato un po' la gente, poi Bassano è una città bellissima. La vedo con questo bel mazzo di fiori, buongiorno. Mercato veramente pieno di gente, cosa si compra oggi in questo sabato di Pasqua? Io fiori. Certo, infatti vedete che bella calla che mi sono appena presa. Stiamo facendo un giretto per dei fiori e qualcosa di abbigliamento. Molto, sì, molto bello e c'è vasta scelta, tante cose anche originali, devo essere sincero. Un mercato che fa segnare numeri da record a tantissime persone. E quanti fiori si comprano, si vendono oggi? Tantissimi, perché i fiori sono belli e rendono felici tutti quanti. Riempire la casa di fiori, visto che la primavera si fa un po' attendere, ma intanto la produciamo in casa. Noi stavamo facendo un giro, nessun acquisto per il momento, quindi sì. Bassano è ancora più viva quando c'è il mercato, però un giro per la città è sempre bello farlo. Così dunque a Bassano del Grappa, grazie ad Alex Giuliano per questo racconto. Vi do il lancio della tribuna di Treviso, ne ha parlato prima il nostro Lucio Zanato che si sta recando sul posto, pochi minuti e ci colleghiamo. Ordigno riaffiora dal canale, allarme al mercato di Treviso, apprensione per il ritrovamento di un vecchio ordigno bellico riemerso dalle acque a causa della siccità. L'allarme lanciato da un gazebo elettorale, perché insomma adesso la città è disseminata di gazebi elettorali in vista dell'appuntamento di primavera. Questo il racconto di questa giornata a nord-est. Tra l'altro vi confermo sempre che la nostra redazione di Bassano si sta recando a Bressanvido per capire la dinamica dell'ennesimo incidente sulle strade del Veneto. Questa notte a Bressanvido alle 3 questo giovane teenager minorenne 16-17 anni che a bordo del suo scooter si è schiantato a pochi metri da casa, quindi fra poco ci collegheremo anche con Bressanvido. Qui con me resta sempre Don David, dicevamo i fatti di cronaca nera, anche San Biagio l'anno scorso, negli ultimi mesi, è stata colpita da molti lutti derivanti da incidenti stradali. Sono sempre notizie scioccanti che scuotono la comunità. Sì, sono notizie scottanti, poi ovviamente anche sempre molto delicate da giudicarsi, no? Perché le responsabilità proprio stradali, io non sono un addetto alla cosa, però ovviamente sono sempre difficili da discernere e non vorrei mai essere un giudice che deve valutare di chi è la colpa, soprattutto quando c'è un incidente mortale, come nel caso in cui di questa mattina. Certo, io credo che dobbiamo fare però una riflessione tutti, cioè tenerla viva, ecco, ovviamente non è il mio, non è neanche un rimprovero, non vuole essere semplicemente un consiglio, cioè quello di tenere sempre alta l'asticella sulla vigilanza del mezzo che sto usando, di che cosa sto facendo. Io vedo anche tanta distrazione, tanta superficialità. Il senso, poi andiamo ancora un po' più sotto, il senso anche della nostra vita, che è un dono preziosissimo, e chi ha sperimentato una malattia, chi ha sperimentato anche un incidente appunto stradale, cambia. Io sento i commenti dei miei parrocchiani che dicono: sono passato nel tunnel di un cancro, sono passato nel tunnel di un incidente molto grave. La vita
per me è cambiata nel senso non magari praticamente ma di riflessione è cambiata, ho capito quanto preziosa è e i nostri giovani da questo punto di vista io dico davvero dobbiamo metterli più a contatto con la vita, ma non la vita solamente a rischio, cioè di estremità, perché dopo magari qui dopo è facile, tutti piangono, tutti ne discutono per qualche giorno eccetera e poi tutto finisce, ma la vita concreta anche di tutti i giorni, cioè la fatica per esempio del lavorare, la fatica del raggiungere una conquista, la fatica ecco, noi abbiamo avuto da poco, lei lo sa benissimo, no? È un ragazzo con giovane, cosa aveva, 21 anni mi pare, uno schianto con un BMW che certo. Sì, voglio dire, è una macchina potentissima. Ecco. Sono queste le contraddizioni che poi ci portano a dire piangiamo, ci dispiace, ma com'è potuto succedere? Andiamo in cerca del colpevole, ma non basta. Sappiamo che non basta questo, non basta. Grazie per questa riflessione, Don David. Mi dicono che sia già collegato anche Walter De Cassan, presidente della Federalberghi di Belluno. De Cassan, intanto la saluto, le chiedo di pazientare solo qualche istante perché noi adesso abbiamo la pubblicità. È alta stagione anche per noi. A fra poco con Walter De Cassan, resta Don David. A fra poco. Di nuovo in diretta per raccontarvi questo sabato pre-festivo a Nord-Est. Allora, come sapete c'è il ritrovamento di un ordigno bellico sulle mura cittadine. Non so se riusciamo a collegarci, la vedo pronta con Lucio Zanato, la nostra Lina Paronetto, Lina che ha raggiunto Lucio a questo punto, è tutto in diretta, tutto in evoluzione. Lina, raccontaci tutto, cosa sta succedendo? Buongiorno Cristian, sì, ci sono stati attimi di tensione questa mattina al mercato, qui siamo nella zona di Varco Manzoni con le mura al nostro fianco e naturalmente il canale che costeggia le mura del Botteniga alle mie spalle. Erano a metà mattina mentre era in corso il mercato, sapete il mercato affollato, poi oggi è un prefestivo, sabato di Pasqua, sicuramente tantissima gente in città. A causa senza dubbio della siccità, dell'abbassamento delle acque nel canale che costeggia le mura, è riemerso quello che appare a tutti gli effetti un proiettile di artiglieria, un reperto bellico sulle sponde del Botteniga. Ecco, la zona, lo vedete, è stata delimitata con la fettuccia rossa, sul posto ci sono i carabinieri, sono arrivati qui sia polizia locale che artificieri dei carabinieri perché questo proiettile di artiglieria lungo circa 30 centimetri riaffiora, lo vedete dalle immagini, riaffiorato dalle acque che si sono consistentemente abbassate in questo periodo di prolungata siccità. C'è da chiedersi naturalmente tutta una serie di aspetti, da quanto tempo possa essere lì, se sia stato un prodotto naturalmente se sia lì da quando c'è stata naturalmente la seconda guerra mondiale, oppure se stiamo parlando di un reperto, un ordigno che qualcuno ha scaricato nelle acque, potrebbe darsi anche questo. Ieri tra l'altro, lo ricordiamo, era il 7 aprile, si celebrava in città il 79esimo anniversario del bombardamento su Treviso, che sappiamo l'altissimo prezzo che ha pagato per il bombardamento sulla città. Non è escluso che possa trattarsi appunto di un ordigno risalente a quel periodo e che da quel periodo si trovi lì dove lo vedete ora, ma è tutto naturalmente da accertare. Quello che è sicuro in questo momento è che è stata delimitata una ampia porzione di marciapiede attorno a quello che è uno degli scorci tra l'altro più belli della città, qui dà sulla penisola del Paradiso questo angolo di Varco Manzoni. Che assistono a questa scena ci sono anche le oche e i piccioni in questo momento che ci guardano incuriositi perché ci stiamo avvicinando con la telecamera. Ora cercheremo di capire quale sarà l'evoluzione di questo, nel senso
cosa decideranno di fare le forze dell'ordine per la messa in sicurezza di questo ordigno, se rimuoverlo dal posto in cui si trova oppure procedere a qualcosa, rimuoverlo in tempi veloci oppure procedere a qualcosa di più articolato, mettendolo comunque in sicurezza, perché è assolutamente ben visibile da chiunque transiti qui, e infatti stamattina ce ne si è accorti un po' per caso, la questione è stata segnalata e l'intera zona, lo vedete, questo angolo di Varco Manzoni con il PUT è stato cinturato dalle forze dell'ordine che hanno posto anche un presidio fisso a controllo di questo proiettile, naturalmente, che è come detto appunto ben visibile e in qualche modo alla portata, perché fatalità si trova proprio in una zona servita tra l'altro da una scala che porta giù fino alle acque del canale, e sarebbe piuttosto semplice in realtà raggiungerlo da qui, naturalmente il presidio delle forze dell'ordine, per evitare che qualcuno compia qualche gesto che non deve. Insomma, questo in buona sostanza Christian, da una zona appunto frequentatissima questa mattina in questa bella giornata prefestiva. Grazie davvero Lina per tutti questi aggiornamenti, a te e Lucio Zanato. Quindi un piccolo caso in questa giornata di festa per Treviso. Do il benvenuto, resta con me Don David Berton, do il benvenuto a Walter De Cassan, presidente della Federalberghi di Belluno. Ho visto fino a qualche istante fa, forse ci sente anche Massimo Albanese, presidente della comunità dei pasticceri all'interno della Confartigianato Marca Imprese. Non vedo ancora Albanese collegato, ma insomma vengo da lei, De Cassan, presidente della Federalberghi di Belluno. La domanda ovviamente è inevitabile: come sarà la Pasqua negli alberghi del bellunese? Come stiamo a prenotazioni? Buongiorno Cristian, buongiorno a tutti. Ma la Pasqua in montagna è abbastanza tranquilla quest'anno, escludendo forse la zona di Cortina che sta ancora continuando e continuerà anche per tutto il resto del mese, però una Pasqua un po' tardi, una Pasqua con poca neve, quindi con carenza di sciatori e con un tempo che non è dei migliori in montagna, francamente, purtroppo, perché fa quasi freddo, diciamo, per il periodo, e quindi in montagna una Pasqua un po' tranquilla, ecco. Un po' troppo tranquilla. Ma no, ma è abbastanza normale che Pasqua in montagna sia abbastanza tranquilla. Piuttosto spesso si lavora di più magari il ponte del 1° novembre rispetto al ponte di Pasqua. Quindi insomma è tutto nella norma. E in quanto a turisti, più stranieri, italiani, com'è la ripartizione, De Cassan? Sì, c'è un 50-50, forse con una tendenza un po' al rialzo per gli stranieri. Ho visto germanici, ho visto targhe Germania, ho visto targhe Austria, ho visto targhe Svizzera, ho visto qualche francese in giro, però ancora non si può capire un po' le previsioni per il futuro e per i prossimi giorni, insomma. Ecco, il vero banco di prova per il turismo stagionale estivo, per la montagna, qual è? È ancora una volta l'appuntamento con il Giro d'Italia fra poco più di un mese? Che cos'è? Qual è il termometro principale per la stagione, De Cassan? Ma il termometro principale per la stagione estiva sono sempre quei ponti di maggio-giugno dell'ascensione Pentecoste e Corpus Domini, che nei paesi di lingua tedesca sono ancora festività infrasettimanali e da noi no. Quindi sono già le prime calate, chiamiamole, di tedeschi e dintorni già dal 18-19 di maggio, che è il primo ponte festivo di primavera. E qui le prospettive sono buone, mi pare di capire. Ma le prospettive per l'estate francamente sono ottime. Abbiamo un grande ritorno degli stranieri, cosa che si era già vista l'estate scorsa. E quest'anno in più abbiamo anche il ritorno degli asiatici, che l'anno scorso erano rimasti ancora indietro.
Abbiamo anche il ritorno degli americani che stanno tornando anche loro dopo 3 anni, più di 3 anni. E quindi le prospettive per l'estate, sempre che il clima non ci crei delle problematiche, le prospettive per l'estate sono buone. Diciamo freddo fuori stagione, freddo primaverile fuori stagione, l'incognita è questa di fronte a un clima sempre più pazzo, questo è il tema. De Cassan, torno fra poco da lei, do il benvenuto, saluto Massimo Albanese, presidente di categoria all'interno di Confartigianato Treviso, buongiorno Albanese, e tra l'altro è uno tra i più noti pasticceri non solo a livello trevigiano. Stiamo parlando di consumi, come sta andando quest'anno sul fronte dei dolci, Albanese? I consumi sono buoni, tengono? Sì, allora diciamo che noi siamo più che soddisfatti di quello che è la Pasqua. Ogni anno accade che ci sia un momento di come dire, preoccupazione, perché la Pasqua si risolve molto spesso nell'ultima settimana, nel senso che c'è un movimento di prodotti pasquali, sia lievitati che cioccolato, ma soprattutto le uova di cioccolato vengono vendute quasi esclusivamente, insomma, quelle importanti nell'ultima settimana. Questo è facilmente anche spiegabile, perché l'uovo è un regalo e le persone non portano a casa il regalo molto presto, primo perché non saprebbero come gestire il cioccolato, perché effettivamente può avere dei problemi di conservazione per il caldo, quelle cose lì, e in più perché una sorpresa, se viene vista da chi la deve ricevere, non è più una sorpresa, insomma. Assolutamente. Comunque, questo è vero. Comunque i consumi sono nella norma, abbiamo lavorato veramente parecchio sia con i lievitati che con il cioccolato. Continuamente, anche questa mattina in questa mattinata che siamo agli sgoccioli, quindi proprio all'ultimo della Pasqua, ci sono chiamate di persone che vogliono prenotare le nostre colombe, desiderano uova per sorprese personalizzate, quindi ci portano anche all'ultimo momento la loro sorpresa per poterla inserire in un uovo di cioccolato. E voi riuscite a far fronte a tutte le richieste? Diciamo che se non arrivano troppo sotto Pasqua, quindi magari questa sera per domani diventa complicato, ma ancora in giornata riusciamo a gestire un po' di cose, sì. E questa mattina ci sono arrivate segnalazioni, perché a noi arrivano decine di segnalazioni ogni giorno sui temi più disparati. Ci dicono che in alcuni negozi le colombe sono andate a ruba, quindi non si trovano dolci della tradizione. Allora, noi abbiamo sfornato praticamente tutte le sere colombe e focacce in maniera continuativa questa settimana, e quindi abbiamo dovuto far fronte a una richiesta anche un po', non dico inattesa, ma è difficile programmare quando la clientela non prenota, ecco, il prodotto, ma ovviamente dobbiamo andare a fare una produzione sostenuta per poter accontentare chi arriva all'ultimo minuto e che spera di trovare quello che desidera. Ovviamente la prenotazione è gradita, questo fa sì che il cliente possa ottenere quello che più desidera, visto che noi abbiamo 8 tipologie diverse di lievitati, può in quel modo scegliere quella che preferisce. Diversamente, se non fa la prenotazione, quello che è rimasto deve portare a casa, insomma. E mi pare di capire che ormai la tendenza generalizzata sia quella del last minute, vale in pasticceria e immagino De Cassan valga a maggior ragione negli alberghi e nel turismo. De Cassan, dico bene? Ma sì, fino a un certo punto però, perché come dicevo prima sul ritorno degli stranieri, gli stranieri, specialmente quelli con provenienze molto lontane, spesso programmano il viaggio con mesi d'anticipo. Quindi, sai, quando devi programmare un viaggio magari di 2 o 3 settimane in Europa, vieni dall'Asia, vieni dagli Stati Uniti, programmi sto viaggio
in Europa, dico perché spesso fanno questo tipo di turista, viene in Europa, non solo in Italia, quindi lo programma con largo anticipo. Poi sull'italiano magari si va spesso sull'ultimo minuto. L'italiano è più creativo, diciamo questo un po' da sempre, De Cassan. Vi chiedo a entrambi, perché poi i temi economici sono comuni. L'inflazione, il caro bollette, ne abbiamo parlato tante volte, con lo stesso Albanese, con De Cassan. Quanto sta incidendo? Perché da un lato raccontiamo di famiglie in difficoltà e ce ne sono tante e i vincoli di bilancio li conosciamo tutti. Dall'altro però non c'è quella frenata dei consumi che fino a qualche mese fa si prospettava. Dove sta il punto di caduta, Albanese? Perché con lei stesso più volte ci siamo soffermati sul costo delle farine, dei lieviti, dello zucchero stesso, insomma proprio la materia prima. Eppure, come se lo spiega? Allora, diciamo che gli aumenti sono evidenti per tutti. Noi abbiamo applicato delle piccole modifiche al nostro listino dell'ordine del 5%, quindi abbastanza ridotto rispetto a quello che sono stati i rincari invece che abbiamo dovuto sopportare. La spiegazione della sua domanda è comunque, secondo me, legata a quello che è il desiderio di celebrare una ricorrenza, riuscire a comunque trarre un godimento di un momento di comunione con la famiglia, con le persone vicine. Quindi è chiaro che chi desidera mangiare un prodotto di qualità, artigianale, magari invece di consumare 2 colombe ne compra una, però devo dire che nel mio contesto non ho visto riduzioni di clientela e di vendita, quindi immagino che comunque sia legato proprio al desiderio di mangiare il giorno di Pasqua qualcosa di buono insieme alla famiglia. C'è un ritorno forse alla qualità piuttosto che alla quantità? Allora, sicuramente c'è una riduzione, se vogliamo, delle quantità pro capite. Ecco, il cliente che una volta comprava il vassoio di 20 paste da 70-80 grammi l'una, adesso compra il vassoio da 15 paste da 25 grammi. Ma non è legato solo a una questione economica, la questione è legata anche a una questione di cambio di consumi, di alimentazione, cioè di gestione della propria alimentazione. Quindi l'attenzione a quello che si mangia sia qualitativa che quantitativa. La sostenibilità, diciamo, la nota anche lei questa tendenza, De Cassan, a un turismo più sostenibile? Poi magari la montagna è anche luogo di sostenibilità, l'abbiamo visto anche nella stagione estiva 2020, quella del Covid, dove tutti sceglievano di fatto la montagna. Lei nota un cambiamento da questo punto di vista? Sì, c'è un cambiamento, ma più che altro noto la ritrovata volontà di viaggiare delle persone, di muoversi, di andare in vacanza, magari stando un giorno di meno, però godendoselo un po' di più. Quindi c'è stato, dopo il Covid, che ha messo duro colpo all'economia turistica del paese, che poi, attenzione, la montagna nell'estate 2020 sì, è stata appetita, però dagli italiani. Sappiamo che l'estate del 2020 abbiamo lavorato al 90% di italiani. Certo. Quindi c'è stato un recupero, sì, però considerando che una larga fetta di turisti è anche estera, straniera, e parliamo almeno di un 40% sull'anno intero, chiaro che il 2020 sì, è stato un anno buono, però fino a un certo punto. Con l'estate 2022, come dicevo prima, sono tornati gli stranieri
e anche loro con tanta voglia di viaggiare, di relax, di prendere la vacanza come effettivamente dovrebbe essere presa, insomma. Cioè, con lo spirito rilassarsi giusto. per davvero. E ultimissima domanda, Albanese, poi la lascio al rush finale nella sua pasticceria. Qual è il dolce simbolo della tradizione, il dolce simbolo per antonomasia, quello più richiesto, ma in generale se ci può fare una classifica espressa? Diciamo che chiaramente la colomba tradizionale con l'arancia candita è quella che è più richiesta e che in produzione viene fatta in quantità superiori sicuramente. Dopo noi ovviamente proponiamo anche alternative per chi non ama l'arancia candita, ma sicuramente l'80% prende la colomba tradizionale. L'80% e poi le uova di Pasqua un po' meno, quindi? Ma allora il cioccolato ha un altro comparto, nel senso che il cioccolato è un po' più legato proprio al regalo, mentre la colomba spesso il cliente la compra anche per autoconsumo, certo, per la cena, mentre il cioccolato, l'uovo di cioccolato è più invece un aspetto da regalo. Allora, quindi i conservi sono importanti, ma non sono dal punto di vista dei volumi in chili rapportabili a quelli dei lievitati. Non sono la fetta più importante, fanno scena ma non sono la fetta più importante. Albanese, grazie. Sì, diciamo che hanno il loro mercato importante perché chiaramente ne facciamo in quantità di uova di cioccolato, però il lievitato è un prodotto di maggior consumo. Ecco. Grazie davvero Massimo Albanese, buon lavoro, mi sa che sarà un pomeriggio molto, molto impegnativo, e grazie anche a Walter De Cassan per questo scorcio sulle Dolomiti bellunesi. Con De Cassan poi noi ci aggiorniamo periodicamente, ci sentiremo per il Giro d'Italia quasi sicuramente De Cassan. Grazie davvero, buona Pasqua a entrambi. Don David, abbiamo fatto insomma questo racconto doveroso, no? Perché poi alla fine la Pasqua è anche un momento di rilassamento generale, è un momento in cui questi consumi in qualche modo aiutano le imprese, lievitano come i prodotti da lievito. E c'è anche questa tendenza alla qualità e un abbandono forse anche dello spreco, questo è positivo. Sì. Sì, lo vedo una cosa positiva, sì. Anch'io sono d'accordo con il signor Massimo, il membro dell'Associazione Pasticceri, perché mi pare che la gente stia puntando proprio alla qualità più che alla quantità. Forse lui non l'ha detto, non compete a me a dirlo, però mi pare di capire che invece a livello industriale, la pasticceria a livello industriale invece è molto più attenta alla produzione per non rimanere con magazzini pieni. Certo. Nel senso che ho sentito, ho letto anche dai quotidiani, insomma, questa attenzione. Questo vuol dire un'attenzione alla qualità. E io potrei dirlo anche nel mio versante, ecco, perché vedo che anche la pratica religiosa sono belli questi giorni e francamente anch'io cerco di vivermi la mia Pasqua, il mio triduo pasquale in questi giorni, perché proprio chi viene, chi la partecipa, chi la vive con davvero convinzione. Ecco, io ho visto anche ieri sera, ero nella mia comunità di Rovarè, la gente non era proprio numerosissimo, devo essere onesto, però chi c'era con grande entusiasmo, con grande partecipazione, con grande raccoglimento. C'è una maggiore consapevolezza quindi, nel senso quello che era percepito fino a qualche tempo fa magari come un obbligo adesso sta diventando un comportamento diverso, una diversa attitudine nei confronti anche della fede, cioè lo si fa non per obbligo o per motivi i più disparati, ma per convinzione profonda. Sì, certo. Ma diciamo che forse si sta passando da quello che era
una frequenza anche della Chiesa, dei riti della nostra Chiesa, che hanno un'importanza fondamentale, sia chiaro, non sono un optional, ma si sta passando da una frequenza che era di partenza obbligatoria, usando il termine che lei diceva, o comunque insomma molto molto frequente, settimanale, ad una frequenza che prima passa attraverso la scelta, quindi entrarci dentro, comprenderla e viverla, e dal momento che la gusto, che la comprendo, può diventare anche più frequente, può diventare anche settimanale. Penso soprattutto alla frequenza della domenica, insomma io so che a Pasqua ci sarà sicuramente tanta gente, però questa attenzione, è vero, non tiene più per così dire, no, l'ordine o il primato, il dire siamo obbligati a frequentare una cerimonia perché ci diciamo cristiani. Vogliamo anche entrarci dentro. Questo è tutta, secondo me, un aspetto positivo. Basta aver voglia, quindi a questo punto, di conoscere ovviamente la nostra fede. Però è interessante, molto bello. E poi queste feste aiutano anche a tenere il senso della comunità molto spesso. E vi mostro, e ringrazio Andrea Basso, la regia, con Marco Gagliazzo, le immagini delle campane di San Biagio di Callalta, perché sono delle belle immagini, perché per queste campane, ve lo abbiamo raccontato più volte, si è mobilitato e continua a mobilitarsi un intero paese. Ci spiega un po', Don David. Sì, beh, quello che stiamo vedendo, se non erro, è una risalita, per cui stiamo parlando di fine settembre o addirittura primi giorni di ottobre 2022, parlo. E è la risalita delle campane in Torre Campanaria in Cella, dopo il restauro che queste campane sono state sottoposte a questo restauro a Innsbruck, in una ditta specializzata. Tra l'altro, ecco, scoperta, perché portando giù le campane e mandandole in restauro, abbiamo potuto apprezzare l'origine e la manifattura di queste campane, un bronzo, una qualità di bronzo eccellente, e poi ecco la storicità. 3 campane del 1864, quindi parliamo ormai di più di 150 anni, addirittura una campana del 1684, quindi parliamo di circa 350 anni, e poi una campana del 1947, quindi comunque anche questa ormai quasi i suoi 70 anni ce li ha, anzi già più di 70. E si è mobilitata, mossa tutta la comunità. Si è mobilitata tutta la comunità, e non solo per le campane. Adesso stavamo guardando il video sulle campane, sulla risalita delle campane. Si è mossa per l'intera opera di restauro del campanile. Il campanile la torre campanaria è stata restaurata nella sua interezza, all'interno ed esternamente, quindi tutto quello che è il sistema di risalita, mantenendo ovviamente l'originalità secondo anche le indicazioni della sovrintendenza ai beni culturali, e anche esternamente andando a recuperare quello che è, lo vedete anche completamente restaurato e recuperato, andando a riscoprire, grazie così a una scoperta trovata giù nella sacrestia, ritrovando il colore, quel colore che lei vede, che sembra tipo quasi un rosa salmone, così. È il colore originale che aveva il campanile ancora nel Settecento, e l'abbiamo ritrovato, fatto analizzare in maniera da ricostruire fedelmente quindi un pezzo di storia che è ritornato a casa, possiamo dire questo. Don David, io la lascio al suo tour de force, perché abbiamo parlato con gli albergatori, con il pasticcere e così via, ma insomma gli uomini di fede sono in questo momento veramente, insomma, siete chiamati. Lei sa che sono qui proprio per piacere e per stima nei confronti di tutta la vostra emittente televisiva. E noi la ringraziamo per questo, e quindi le auguro buon lavoro, che sia una Pasqua serena. Grazie. Grazie Don David, grazie di cuore. Voglio augurare una buona Pasqua a tutti voi, ecco, della vostra emittente televisiva, ma anche a tutti coloro che ci stanno seguendo, e davvero che il Signore benedica tutte le vostre famiglie, doni pace, doni serenità, e non faccia mancare soprattutto la voglia di cogliere
il bello che c'è, ecco, nella nostra vita, nelle nostre giornate, la voglia di investire sempre in energie non solo economiche ma soprattutto in quelle umane, e di dare veramente seguito ai vostri sogni, ai vostri desideri, quelli più veri, quelli che ci mantengono davvero persone e cristiani. Buona Pasqua a tutti quanti. Don David, grazie davvero. Noi adesso, prima di andare in pubblicità, perché abbiamo ancora tante cose da raccontarvi, vediamo insieme le previsioni del tempo, e insomma in queste ore è fondamentale anche questo. A fra poco. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Il ciclone si sposta verso sud e sul nostro territorio il tempo torna via via ad una maggiore stabilità. Il dettaglio di sabato 8 aprile. Sul Veneto sarà asciutto, con spazi di sereno alternati ad addensamenti per lo più modesti. Possibile qualche locale precipitazione da metà giornata, più che altro non si esclude sull'entroterra. Temperature in aumento, minime tra 2 e 6 gradi, massime tra i 14 e i 17 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Sarà anche qui in prevalenza soleggiato, con cielo nuvoloso e con possibilità di locali precipitazioni sulla zona montana. Temperature minime tra 3 e 7 gradi, massime sui 14-16 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Avremo un'alternanza di sole e nubi, ma con prevalenza di tratti soleggiati. Temperature minime intorno ai 3 gradi, massime sui 16 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Di nuovo in diretta per continuare il nostro racconto di questo sabato 8 aprile a Nord-Est. Abbiamo toccato vari temi. Questa Pasqua tra sacro e profano abbiamo avuto Don David Berton, la Federalberghi di Belluno, i pasticceri, ci siamo collegati con Padova, con Bassano, insomma città da tutto esaurito, anche gli alberghi, quindi insomma il quadro è positivo. Restano le incertezze del periodo e resta la cronaca di queste ore. Abbiamo iniziato questa prima edizione dandovi conto dell'incidente che si è registrato alle 4 questa mattina in A4 tra il casello di Padova Ovest e quello di Padova Est in direzione Venezia. È morto quest'uomo di 48 anni rumeno, e poi c'è la tragedia di Bressanvido. Forse nei prossimi minuti riusciremo a collegarci anche con la nostra Vanessa Banzato, questo ragazzo 17enne che si è schiantato con lo scooter a poche decine di metri da casa. Quindi 2 incidenti gravi sulle strade del Veneto, gli ennesimi, e insomma questo è il quadro di questa giornata. Adesso però è il momento del dibattito politico, in vista anche delle amministrative di primavera. Come sapete sono 49 le amministrazioni comunali in Veneto che andranno a rinnovo, tra queste le sfide cruciali di Treviso e Vicenza, e noi ci dedichiamo ovviamente a Treviso con Giorgio Granello, che è coordinatore elettorale di Forza Italia, Giovanni Risato, un giovane candidato consigliere di Volt che sostiene Giorgio Denardi, e Maurizio Mestriner dovrebbe essere collegato. Buongiorno, ben trovato Mestriner, che è candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle. Però devo partire da Granello, che è responsabile per l'appunto elettorale di Forza Italia, partito che in questi giorni è in estrema apprensione, non solo Forza Italia, per le condizioni di salute di Silvio
Berlusconi. Ci può raccontare qualcosa, Granello? Qual è l'umore, il sentore all'interno del partito? Siete stati contattati dai vertici? Che cosa si dice? Allora, è chiaro che è un momento molto particolare e ovviamente anche all'interno del partito se ne parla un po' con apprensione ma anche con fiducia, nel senso che ne ha avute di tutti i colori e ce l'ha sempre fatta. E i familiari appunto dicono che ce la farà anche questa volta, l'auspicio è quello che effettivamente questo si verifichi, perché comunque è una persona che ha dato tanto e potrebbe dare ancora tanto al nostro Paese. Quindi le tensioni, più che altro le apprensioni è vero che ci sono, ma è anche vero che lui stesso incoraggia tutti noi ad andare avanti e trovare la sintesi per portare avanti, soprattutto con le nuove leve, il suo pensiero e il modo che lui, come lui si è sempre posto per cercare i risorti del Paese. L'ANSA.it ci aggiorna sul fatto che la terza notte in ospedale di Silvio Berlusconi è stata tranquilla. Lui stesso avrebbe chiesto di ritornare a casa, immaginiamo sempre con il solito spirito. È arrivato anche Gianni Letta a trovarlo all'ospedale a San Raffaele. Insomma, è chiaro che sono giorni di apprensione per il partito. Chiedo brevissimamente, perché mi interessa, Giovanni Risato, rappresentante di Volta, giovane rappresentante candidato alle amministrative di primavera. Un giudizio politico su Berlusconi, politico? Ma allora, mi sento innanzitutto di fare un augurio di guarigione, insomma. Approfitto insomma per fare un commento su delle conversazioni che ci è capitato di avere in queste settimane ai gazebi, banchetti, insomma agli incontri con le persone di Treviso, in cui diciamo associavano magari la figura di Berlusconi imprenditore a quella di Giorgio De Nardi, che è anche lui imprenditore. Ecco, mi sento di dire che ci sono imprenditori e Giorgio De Nardi ha fondato un'azienda che si occupa tutti i giorni di innovazione e diciamo è una B Corp, quindi impiega gran parte dei suoi utili anche per progetti che hanno un impatto sociale, un impatto ambientale. Ecco, quindi mi permetto di fare questo distinguo. Quindi non è il Berlusconi di sinistra? Non è il Berlusconi di sinistra, ecco. Come vede questa precisazione della giovane? Che sia un imprenditore è vero, lo dimostra l'azienda che porta avanti con profitto e quindi con entusiasmo, e quindi una risorsa. Quelle aziende sono comunque una risorsa, perché il territorio è dato sostanzialmente da tutte quelle persone che dedicano il proprio tempo alla propria attività producendo lavoro, producendo benessere comunque sul territorio. Quindi gli imprenditori in questo caso vanno in modo veramente certo e assicurarsi che questo avvenga, perché produce gli effetti proprio di lavoro, tranquillità, sicurezza. Quindi lei ci vota al massimo fair play? No, io ci tengo a sostenerlo, perché nelle difficoltà economiche che ci sono, non nascondiamocelo, dove le crisi che stanno portando avanti e anche tutta quella problematica, per esempio pensiamo al 110 con tutto quello che bolle in pentola, poi abbiamo visto anche nelle cronache ultimamente quanto sia un dato allarmante, ma teniamo anche conto che quei lavori, tutto quell'interesse, tutto quel movimento economico che si è svolto e si sta svolgendo attorno a quelle ristrutturazioni, che non dimentichiamocelo, con i bonus, soprattutto quelli che vanno a intendere coinventazione, quindi vuol dire qualità dell'aria, quindi qualità dello stile di vita. Quindi l'imprenditore è quello che porta benessere, ma non porta solo benessere di lavoro, perché riuscire poi a ottemperare i requisiti delle norme e quindi mettere in sicurezza gli edifici anche sotto l'aspetto coinventante produce gli effetti di vivere tutti noi quindi sempre meglio. Tutti gli imprenditori vanno giudicati bene, sia di destra che di sinistra, l'impresa va giudicata? Lì bisogna farne un discorso proprio di principio. Noi abbiamo bisogno di gente che produca per tutti noi. È chiaro che poi i distinguo politici ci sono su quelli che la pensano come noi o non la pensano come noi, ma l'imprenditore
acquisissi all'interno delle proprie aziende estratti di società che contemplano tutti. Mestriner, questa analisi di Granello la convince? Siamo partiti da un in bocca al lupo corale, insomma, nei confronti di Berlusconi. Ci dica. Allora, mi metti un po' in difficoltà perché in questo momento molto delicato dal punto di vista personale dovrei usare parole più amichevoli, e l'augurio è perché la persona si ristabilisca e continui le sue attività e esca il prima possibile dall'ospedale. Poi politicamente non è vero che c'è imprenditori e imprenditori sono tutti uguali, perché ci sono quelli che hanno messo le radici di impresa e partito sulla mafia siciliana e da lì hanno messo le basi poi per radicarsi in tutto il territorio italiano, e imprenditori che hanno grossi problemi di evasione fiscale, e quindi su questo Berlusconi c'è dentro con i piedi ben presenti tutti e due, non solo a cavallo, sia con l'uno che con l'altro. E non vorrei insistere, visto il momento molto delicato per la persona che è in ospedale, con la quale bisogna portare un certo rispetto. Quindi insomma il suo giudizio politico resta tranchant su Berlusconi, però mi sembrava una pagina doverosa visti gli aggiornamenti continui che arrivano dalla San Raffaele. Vorrei poi farvi commentare un'altra notizia di giornata, una notizia economica che arriva dalla CGA di Mestre. Dovremo avere anche il video di Paolo Zabeo, che come sapete è la guida del centro studi della CGA di Mestre, che lancia un allarme ben preciso, ovvero l'Italia non ce la farà, o quantomeno sarà molto difficile raggiungere gli obiettivi del PNRR. La CGA come sempre porta dei dati e a questo punto sentite le parole di Zabeo. Da sempre siamo in ritardo nell'utilizzo dei fondi europei, ma con il PNRR la situazione è diventata proibitiva, visto che dovremo conseguire una spesa media annua 4 volte e mezzo superiore a quella registrata nel settennio 2014-2020. Le cause di questa incapacità di utilizzare i soldi europei sono due. La prima, la difficoltà della nostra pubblica amministrazione ad adattarsi alle procedure richieste da Bruxelles. La seconda sono i tempi di esecuzione degli interventi pubblici, che non sono imputabili alla lentezza dei cantieri, ma alla fase di progettazione, che richiede quasi la metà del tempo necessario per realizzare tutta l'opera. Cosa dice la CGA? Lo possiamo vedere anche dalla nota proprio ufficiale diffusa stamane. Col PNRR spesa annua 4,5 volte superiore a quella dei fondi UE che non riusciamo a spendere. Cioè l'Italia già non spende i fondi che ha normalmente, strutturalmente, figuratevi, dice la CGA, cosa accadrà da qui ai prossimi anni. È un'analisi abbastanza dura e arriva da un centro studi che fa parte a pieno titolo del mondo artigiano. Granello. Sì, è preoccupante quello che è stato detto, ma d'altro canto, conoscendo i tempi della pubblica amministrazione per realizzare un'opera, non è così utopistico e non è così non condivisibile capire queste affermazioni. Tanto è vero che noi dobbiamo sempre, proprio per le caratteristiche anche normative che impongono per qualsiasi lavoro pubblico, l'esercizio dei bandi, quindi le gare, solamente gare per fare magari il progetto e poi dopo per appaltarlo e poi per realizzarlo. È chiaro che poi quando si arriva alla realizzazione siamo solo nel punto finale, nella realizzazione dell'opera, però molte volte, se non quasi sempre, tutti i lavori di preparazione, quindi tutte le tempistiche occorrenti per realizzare tutti i rispetti delle normative sono lunghissime e questo porta proprio a
perdere tutto quel tempo che invece un imprenditore privato, e qui ritorniamo sugli imprenditori, se fosse dato la possibilità, ovviamente non è possibile perché sono soldi pubblici, ma l'imprenditore proprio nella logica del pensiero che deve fare l'imprenditore, quindi produrre reddito e quindi dare marginalità alle proprie operazioni, ecco che il tempo diventa un fattore determinante. Qui i nostri tempi sono troppo lunghi. A questo punto però a rischiare sono i territori, nel senso sappiamo benissimo che tante amministrazioni comunali, soprattutto i comuni capoluogo, hanno portato avanti delle progettualità anche importanti, e lo hanno fatto anche per conto dei comuni più piccoli. A questo punto rischia anche Treviso, rischiano le amministrazioni. Sì, rischiano tutte, perché se non si compie il termine di quel percorso, noi restiamo solamente con quel progetto magari non finalizzato all'ottemperanza di realizzarlo, per il semplice fatto che passa troppo tempo da quando lo presenti e da quando hai la risposta, e quindi il via libera per poterlo realizzare. E quindi molto realisticamente che cosa si può fare, Granello? Anche lei parlava di imprese, lei è un libero professionista molto noto anche nell'associazionismo, è presidente di Confassociazioni Nord Italia se non sbaglio, quindi? E quindi siamo sempre lì, no? E alla fine noi lo vediamo anche nelle logiche del pensiero, quando c'è da nominare, noi facciamo presto, per realizzare un'opera non ce la facciamo e cosa nominiamo? Un commissario per fare presto. Oppure un'opera deve essere primaria, quindi diamo la logica preferenza che quello che decide il percorso, pensiamo solamente agli espropri, no? Se tu vai per le vie formali a realizzare un esproprio, i tempi sono biblici. Nel momento in cui quel esproprio dal progetto viene identificato come un percorso prioritario, ecco che salti tutti i termini intermedi. Ecco, noi non siamo abituati per la nostra società a ragionare nella priorità di far accettare gli interventi programmati. Mestriner, lei condivide questo pessimismo della CGA di Mestre? PNRR che è stato portato in Italia è una battaglia di Giuseppe Conte quando era Premier nel pieno della pandemia. C'è chi dice che forse Giuseppe Conte all'epoca aveva fatto male i conti, che doveva strutturarlo in maniera diversa, però al di là di tutto questo resta un piano da oltre 200 miliardi di euro per la marca trevigiana, parliamo di un impatto, se non vado errando, di circa 800 milioni di euro, però cifra che forse è un miraggio. Allora, qui viviamo un momento veramente imbarazzante. Col governo Conte siamo riusciti ad ottenere per la prima volta una cifra pazzesca da portare in Italia, 209 miliardi. Quella è stata anche sicuramente il momento in cui il resto della politica ha dichiarato che Giuseppe Conte da quel momento in poi non doveva più restare in quel posto per poterli anche gestire questi soldi, ma è stato decisamente mandato a casa con logiche politiche che abbiamo visto tutti, lo scambetto fatto da Draghi. A quel punto siamo passati al governo Draghi, il quale ha messo in piedi un piano e un piano finanziario e temporale per poter gestire questi fondi. E adesso questo governo ci sta dicendo che non è in grado di gestirli e probabilmente molti andranno persi. Questo non è ammissibile, non possono permettersi di perdere soldi che servono ai territori, servono ai cittadini per l'economia del paese da nord a sud. E mi preme di dire che tutte le forze politiche in Parlamento sono ben disposte, anche all'opposizione, a lavorare assieme con la maggioranza se non sono capaci. Purtroppo questa maggioranza che c'è ora al governo è fatta per 3/4 da partiti e componenti che erano già nel governo Draghi. Sembra spesso che questi parlino come se fossero arrivati ieri e dicano abbiamo trovato questa situazione.
Invece sono in politica la gran parte da 20 e passanni. Molti, 3/4 di questo attuale governo erano dentro il governo Draghi, ma fanno melina, fanno sempre capire che ma non è colpa nostra, è colpa di qualcun altro, è sempre colpa di qualcun altro. Ma alla fine la colpa sarà di qualcuno, no? Di quelli che sono adesso al governo e che hanno preso in giro gli italiani andando avanti con gli slogan siamo pronti, siamo pronti, siamo pronti, e invece non sono pronti proprio a fare un bel niente. Allora, fra pochissimo vado da Risato. Granello vuole controreplicare. Eravate pronti? Siete pronti? Ma io credo che le competenze ci siano tutte, pronti, lo erano, lo sono e stanno anche facendo il massimo, credo, con quello che hanno. È chiaro che se determinate dinamiche non arrivano in tempo dal territorio, e poi è anche in un certo qual modo difficoltoso gestire un qualcosa che se dal territorio non ti permettono di immagazzinarli da dove provengono. Cosa succede questo? Che se tra la determinazione delle proposte, dei bandi e l'invio di determinate proposte arrivano in tempi e sono anche tempi dettati da quei stessi bandi, da quelle stesse tempistiche, poi non trovano sbocco perché comunque nella definizione poi non si arriva ad accontentarli tutti, ecco che diventano irrealizzabili. Mi spiego un po' meglio. Se tutte queste risorse non hanno trovato ancora capienza nelle proposte che sono state fatte da tutto il Paese, ovviamente, non stiamo parlando solo del territorio nostro, ecco che quel numero probabilmente è ancora insufficiente a garantirsi l'utilizzo di tutto quello che potrebbe essere disponibile. Se abbiamo 100 ma le proposte arrivano per 70, è chiaro che quei 30 che mancano è perché chi deve fare le proposte e mettersi nelle condizioni di utilizzare quei fondi, se non ci sono, non possono essere trasferiti. Esatto, mi interessa molto la sua opinione da giovane, no? Perché il PNRR è il nome italiano di quello che a livello europeo era stato chiamato Next Generation EU, quindi guardando alle future generazioni. Lei che fa parte di queste future generazioni, che cosa pensa di questo dibattito e questo nodo può essere sciolto e qual è la vostra ricetta? Sì. Visto che voi siete anche una forza europeista, tutto sommato anche nuova. Sì, siamo una forza europeista e non solo, anche una forza europea, cioè siamo un partito che è attivo in 30 paesi d'Europa con gli stessi valori, lo stesso simbolo. E diciamo, se c'è una colpa da cercare, ecco, non è dell'Europa, non è di Bruxelles. Anche qualche anno fa la Corte dei Conti segnalava che alcuni fondi statali nazionali, l'80% ad esempio dei fondi per il dissesto idrogeologico non si riuscivano a spendere per carenza burocratica, cioè le banche dati degli enti pubblici regionali e locali non riuscivano a comunicare con la tesoreria dello Stato. Quindi questo è uno dei due problemi che segnalava la CGA. Il secondo è quello della progettazione, per cui appunto, come diceva il collega, di fronte a mancanza di un progetto è difficile assegnare dei fondi, quindi o si hanno già delle progettualità pronte, una idea per il futuro pronta e quando arrivano i soldi si è pronti a spenderli, e se no bisogna sempre rincorrere i soldi cercando di inventarsi ogni volta qualcosa di nuovo. Una soluzione, una ricetta in questo momento non so se ci sia. Chiaramente bisogna accelerare i tempi della progettazione e bisogna gradualmente, non si fa dall'oggi al domani con uno schiocco di dita, digitalizzare la nostra burocrazia, le nostre istituzioni. Ecco, questo mi sento di dire. E da dove si deve iniziare? Cioè proprio concretamente, secondo lei? Da dove? Allora, concretamente... Questo percorso di semplificazione, perché spesso si parla di semplificazione, ma da dove? Allora, concretamente, ad esempio, gli investimenti che sono stati fatti nel nostro comune per la digitalizzazione riguardano sostanzialmente il database, quindi spostare le informazioni da un contenitore ad un altro. Tutti i processi, no, che dovrebbero semplificare la richiesta di un servizio o la comunicazione tra diversi enti, che le aziende private da diversi anni stanno facendo,
diciamo ritardano un po' arrivare, quindi il proprio nodo semplificare anche le comunicazioni tra parte privata e parte pubblica, che è un po' il ragionamento che faceva anche Granello, quindi da questo punto di vista siete d'accordo. Sentivo però Mestriner. Sì, io vorrei riportare un attimo sulla concretezza del non saper dove spenderli. Guardate che lì fuori nella società, oltre agli schermi, i telespettatori che ci stanno guardando, privati e aziende, stanno aspettando lo sblocco dei crediti sul superbonus. Sta gente è messa in croce benissimo. Il superbonus aveva dei fondi presi sul PNRR e questo governo ha la responsabilità di aver preso in giro i cittadini dicendo che avrebbe sbloccato i crediti, e adesso invece si sta rimangiando tutte le parole. E poi sappiamo che ci sono soldi che non riusciamo a portare a casa, a prendere perché non ci sono progetti. Ma abbiamo bisogno di quei soldi per rimettere in piedi l'economia, e le imprese stanno per chiudere. Più concreto di così, senta, Mestriner, è una delle voci, una delle ipotesi, e affidare i soldi non allo Stato ma alle aziende private, in particolare alle grandi aziende private che hanno maggiore capacità progettuale e capacità di mettere a terra i progetti. Si è parlato di Poste Italiane, di Enel. La convince come ipotesi B? Può essere un piano, sì. Io so per certo che lo staff di circa 800 persone che stava per essere messo in piedi per gestire appunto al meglio i fondi ancora nel 2020, quando ancora c'era il governo Conte, e dai banchi della loro opposizione una signora che si chiama Giorgia Meloni urlava come una pazza dicendo: Madonna, 800 assunti per gestire questo PNR, voi ci mandate in rovina. Invece servivano, capite? Capite cosa vuol dire basare su tutta la politica sulla propaganda? Ecco, che ci ritroviamo adesso con gente al governo che non sa gestire questi fondi e non sa portarli a casa. Granello. Io voglio dire una cosa, è vero che il superbonus è stata una grande iniziativa sotto l'aspetto di cercare lavoro, dare lavoro e ristrutturare, mettere in sicurezza qualità dell'aria e via dicendo. Però è partito in maniera completamente sbagliata, tanto è vero che ha dovuto intervenire con interventi del governo contro le truffe, perché non dimentichiamocelo che non c'era il supporto del controllo. È stata una normativa fatta anche con buoni propositi, ma ha gettato veramente nello sconforto migliaia di famiglie, perché si sono trovati soggetti a truffe enormi. Anche qui nel nostro territorio abbiamo fallimenti grossissimi derivanti da queste procedure, di persone che avevano iniziato a procedere senza avere quella formazione di controllo. Quindi lei dice, Granello, non c'erano alternative. Hanno accettato iscrizioni di aziende di qualsiasi tipo nate appena mesi prima e che sono quelle che poi hanno portato al disastro. Ma questi sono i dati, non è che sia è una constatazione del territorio. Sono parole abbastanza forti, quelle di Granello, insomma. Sono forti perché non sono basate su dati veri, nel senso che il superbonus è all'interno di tutto un arco di bonus edilizi, e le truffe non puoi generalizzare dicendo che tutte le truffe d'Italia rientrano nel superbonus, perché racconti una bugia ai telespettatori. Di tutto l'ammontare di truffe, perché purtroppo in Italia qualsiasi cosa fai c'è chi truffa. Benissimo, di tutto l'ammontare di truffe per il superbonus è solo il 2%, 2 forse 3%, tutto il resto sono gli altri bonus edilizi che sono stati scritti male da qualcun altro. Il superbonus invece aveva delle regole stringenti e difatti è solo una piccola percentuale. Bisogna dire le cose chiare, perché la gente poi recepisce informazioni scorrette.
Forse allora non mi sono spiegato male. Io facevo riferimento in particolare al mancato controllo soprattutto delle aziende che nascevano e sono nate così a ridosso, senza la verifica di avere i requisiti per poter fare quella tipologia di lavoro. Perché lì si è riversato nell'accreditamento delle aziende di tutto, non c'è stato un controllo. Questo ha avvelenato i pozzi, lei dice. Esatto, questo io dicevo, intendevo dire quello, no, le aziende, quelle serie che hanno lavorato ben vengo, sono state quelle che sono riuscite a produrre effettivamente gli effetti che dovevano avere, anzi che sono la maggior parte, io dico che tantissimi sono riusciti ad avere il proprio cassetto fiscale impregnato di debito sostanzialmente, senza magari tantissimi aver fatto neanche piantato un chiodino sulla parete del condominio. Questo allora, tutto il tema del super bonus, del PNRR anche per certi versi, che in parte è collegato anche dal punto di vista finanziario, per Treviso si inserisce anche all'interno del dibattito sul patrimonio immobiliare, sulla difficoltà a trovare case, sul caro affitti. Tra l'altro con Mestriner ne avevamo parlato martedì sera a Ring, è uno dei temi che più sta infiammando questa campagna elettorale, e se non sbaglio proprio Volt a questo tema aveva dedicato qualche settimana fa un evento specifico. Come giovani trevigiani voi siete molto preoccupati per questo allarme casa. Sì, farei anche un appunto sul super bonus, una battuta. Ecco, penso che al di là delle truffe che ci sono in ogni campo purtroppo, sia stata una misura iniqua, perché sostanzialmente i beneficiari erano i proprietari di casa, quindi persone che già avevano un privilegio, diciamo così, e ha arricchito, ha aumentato il valore immobiliare di chi già aveva una casa. Chi la casa non ce l'ha, non riesce a trovarla, e ad esempio chi a Treviso cerca una casa in affitto o cerca una casa ad un prezzo accessibile, appunto, no? Giorgio De Nardi nel suo programma ha proposto diversi punti per cercare di intaccare questo problema. L'amministrazione uscente ha lanciato un appello per sensibilizzare i proprietari di casa ad abbassare i prezzi. Ecco, apprezzo questo tentativo, sicuramente c'è una responsabilità sociale anche di chi possiede gli immobili, però la leva deve essere il portafoglio, quindi modulare l'IMU per la quota che può gestire il comune, penalizzando chi ha un immobile e lo lascia sfitto, e allo stesso tempo costruire, come è già stato fatto in altre città, in altre regioni, un fondo di garanzia che quindi garantisca al proprietario che non riesce a ricevere i soldi dell'affitto da un inquilino che non riesce a stare dietro mensilmente, di essere, diciamo, tutelato. Ecco. Quindi una sorta di fondo di sostegno per le fasce più deboli, e la prima proposta è quella di una maggiore IMU sulle seconde case che restano sfitte. Potrebbe essere una soluzione questa a granello? O insomma rischia di innescare dei circuiti viziosi? No, non è percorribile sotto certi aspetti. L'importante è che perché è chiaro che chi produce e chi investe deve avere i risultati dei propri investimenti, e quindi l'importante è che l'investimento sia, cioè il ricavo, la rendita derivanti dalle locazioni sia commisurabile alla spesa che è stata sostenuta per l'acquisto, per le successive manutenzioni e via dicendo, tutte queste cose qui. Ecco, uno dei punti sostanziali per esempio è quella di dire: noi abbiamo un patrimonio edilizio pubblico a sostegno di persone che sono tantissime, che non riescono nemmeno a pagare un affitto bassissimo perché sono in difficoltà economiche sotto tutti i vari punti di vista, e qui ci deve pensare anche tutte le istituzioni, lo Stato in primis, come è sempre stato fatto. Non dimentichiamoci che per il passato tantissimo del patrimonio edilizio pubblico è stato venduto ai stessi conduttori, magari facendo anche lo sconto sull'acquisto della casa. Ecco, in primo luogo quelle persone che erano dentro e che hanno avuto la possibilità di pagare interamente, anche avendo magari 10%, mi pare di ricordare,
quello era lo sconto che facevano per l'acquisto delle case, quelle erano persone che comunque non avevano diritto formalmente di stare in quelle case, perché dovevano essere case per chi l'affitto non poteva pagarlo e certamente non per acquistarlo col 10% di sconto. E quindi lì in quell'epoca sono stati venduto tantissima parte, una grandissima fetta di quel patrimonio, permettendo a questi di acquistarla, a queste persone di acquistarla a bontà loro a cifre inferiori, ma privando il territorio di alloggi per chi effettivamente non è in grado di poter pagare un affitto normale. E questo quindi ha portato, lei dice, questo ha aiutato sicuramente a portare una mancanza, perché non dimentichiamoci, tra crisi economica e sostanziale quella dell'incremento dell'energia, quindi i costi dell'energia. Anche quell'inquilino che oggi sta pagando a fatica quell'affitto si trova veramente in difficoltà e non riesce a pagare le spese del condominio. Questo produce gli effetti che quel proprietario dovrà procedere con lo sfratto per morosità, perché lo stesso amministratore di condominio va a chiedere Quindi i soldi. è un tema, lei dice, molto complesso, ma va affrontato perché l'emergenza è rilevante. L'emergenza è rilevante, dice Granello. Mestriner, su questo fronte specifico dell'emergenza abitativa, del caro affitti, voi avete una soluzione a portata di mano, mi passi il termine? Allora, è talmente rilevante questo problema, come ha detto un attimo fa Granello, è talmente grosso e talmente rilevante che questo governo in carica, fatto da appunto Forza Italia, che è il partito dove milita Granello, Lega e Fratelli d'Italia, non hanno rinnovato il plafond di qualche milione di euro destinato appunto all'emergenza per i morosi incolpevoli, ok? E quindi da una parte si dice una cosa, con l'altra mano se ne fa un'altra e i cittadini restano. Poi è indubbio che secondo noi bisogna a Treviso trovare i fondi per sviluppare meglio l'edilizia pubblica. Senza dubbio questa è la miglior strada da percorrere. Moltissimi, troppi appartamenti sono inagibili. C'è stato il super bonus, ci sono altri bonus edilizi. L'Ater Veneta e l'Ater di Treviso avrebbero dovuto darsi da fare molto di più per sfruttare questo boom economico, questo boom edilizio lanciato dal super bonus, ma comunque di aggancio anche ad altri bonus edilizi, per andare a recuperare il patrimonio edilizio e poter avere maggiori case da offrire ai cittadini. Oltre a questo, un comune deve fare progetti, e su questo ci sono fondi europei, per sviluppare co-housing magari mirato a giovani, coppie giovani o comunque persone in età giovane, e creare dei co-housing e ci sono anche tutte le possibilità a Treviso, visti tanti buchi neri di edifici malconci, di farlo anche con la stellina da mettersi al merito, senza andare ad occupare ulteriore suolo. Allora, Mestriner, chiarissimo. Io faccio un'ultima domanda a Risato e trago spunto da questo titolo di prima pagina del Gazzettino. Italia, un paese senza figli, lo certifica l'Istat, lo sapevamo più volte, parliamo di inverno demografico, ma nel 2022 si è registrato il record negativo con meno di 400.000 nascite, mai così poche da 160 anni. Treviso è una città per giovani? Ma allora, è chiaramente una dinamica che può essere decisa relativamente dall'amministrazione comunale. Ci sono dinamiche proprio demografiche che riguardano l'intero continente, infatti ha senso poco guardare il proprio orticello senza guardarsi intorno, però sicuramente ci sono delle cose che anche in città si possono fare. Qualche volta si dà la colpa alla nostra generazione che così, no, è un po' edonista. Qualche post su Facebook di qualche tempo fa diceva
siamo una generazione edonista che si preoccupa di divertirsi, eccetera, non fa famiglia, non lavora, eccetera. Ecco, siccome per far famiglia servono 2 redditi, fondamentalmente, perché sennò si fa molta fatica ad avere a casa e pagare tutte le bollette, bisogna avere lavori non precari. Per accedere alla casa, abbiamo detto, è difficile e se entrambi i genitori sono al lavoro serve anche un asilo. Ecco, in provincia di Treviso siamo in Italia forse appunto l'area in cui ci sono meno asili pubblici in confronto a bambini nati e molto al di sotto della media europea e quindi insomma prima di accusarci di non volerci preoccupare di far famiglia, forse bisognerebbe attrezzare le infrastrutture adeguate, che siano anche, come dire, di qualità alta, che possano formare la prossima generazione in maniera adeguata. Grazie Giovanni Risato Volta, grazie Giorgio Granello, Forza Italia, grazie per il Movimento 5 Stelle a Maurizio Mestriner. Ci aggiorneremo diverse volte da qui a metà maggio, quindi buon lavoro, buona campagna elettorale, ma buona Pasqua a tutti e 3 e noi ci rivediamo subito dopo la pubblicità. Parliamo della Pasqua dal punto di vista psicologico, lo abbiamo fatto dal punto di vista spirituale con Don David Berton, con diversi ospiti delle categorie economiche, con tanti collegamenti sul territorio, ma adesso arriva l'esperto, quindi tratteremo anche questo aspetto della festività e ci collegheremo poi con Bressanvido, con la collega Vanessa Banzato per questa tragedia, la morte del 17enne in scooter la notte scorsa, fra pochissimo. Di nuovo in diretta per raccontarvi questo sabato a Nord-Est, in collegamento con me Vanessa Banzato da Bressanvido, la tragedia che vi abbiamo raccontato nel corso di questa prima edizione, questo giovane morto in scooter. Vanessa, buongiorno. Sì, buongiorno Cristian. Sì, Andrea Tagliapietra aveva 17 anni appena compiuti da qualche giorno, abitava proprio a Poianella di Bressanvido, questa frazione di Bressanvido dove si è verificato alle 3:30 della scorsa notte questo terribile incidente stradale. Andrea stava rincasando, pare, da una festa e vicinissimo a dove vive avrebbe perso il controllo dello scooter che stava guidando, è finito nel campo adiacente via Bosco, proprio che affianca via Bosco dove si è verificato il sinistro, e è andato a sbattere con lo scooter contro l'unico palo della segnaletica stradale presente sul rettilineo. È stato un impatto violentissimo per questo 17enne, non c'è stato nulla da fare. I primi a dare soccorso sono stati alcuni passanti che hanno visto proprio lo scooter inizialmente in mezzo all'erba. Hanno avvertito, vedendo poco dopo il corpo del giovane, il 118, ma quando i sanitari sono arrivati per Andrea Tagliapietra non c'è stato nulla da fare. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri di Thiene. Andrea frequentava il 3° anno dell'istituto alberghiero di Vicenza e adesso resta questo mazzo di fiori bianchi a ricordare appunto questa giovane vita stroncata, l'ennesima tra l'altro, lo sapete bene anche voi, giovanissima vita stroncata sulle strade. Un appello viene lanciato proprio anche dal sindaco Luca Franzelli, sindaco di Bressanvido, che è intervenuto sul posto e ha appunto spiegato anche come si stanno muovendo assieme agli uffici tecnici per cercare di arginare al massimo queste terribili queste disgrazie. Ecco, ennesimo incidente stradale che è avvenuto la scorsa notte a Bressanvido. Per il momento allora si è saputo che il funerale di Andrea Tagliapietra si terrà mercoledì prossimo, perché non è stata risposta alcuna autopsia, la salma è stata riconsegnata direttamente ai familiari, visto che appunto è abbastanza chiaro purtroppo il quadro dell'incidente. Cristian, se non ci sono altre domande. Grazie davvero per tutti questi aggiornamenti, buon lavoro.
Io do il benvenuto, lo vedo collegato, lo saluto, lo ringrazio, a Michele Canil, psicoterapeuta che voi tutti conoscete, spesso è nostro ospite, perché volevamo fare il punto di queste festività. Le festività sono sempre un momento un po' particolare per le nostre menti e per le menti soprattutto delle persone più fragili. Ne abbiamo parlato a Natale, no? Si parla di depressione delle feste. Questo vale anche per le festività pasquali. Cominciamo da questa domanda, una domanda un po' banale, però in realtà il fenomeno esiste, dottore. Certo, buongiorno a tutti intanto. Il fenomeno esiste in quanto noi sappiamo che oltre a Natale altre festività e altre ricorrenze tendono sicuramente ad avere un impatto diverso sulle varie categorie, sulle varie fasce d'età e sulle varie situazioni che anche da un punto di vista emotivo e personale viviamo. Chiaramente anche la Pasqua spesso è una ricorrenza che se per alcuni casi, come dire, ci avvicina ancora di più alla famiglia, alla primavera, situazioni sicuramente positive, dall'altro per alcune persone diventa problematico perché è una di quelle ricorrenze che va a toccare il tema della solitudine, della famiglia, del tessuto sociale a cui possiamo appartenere o non appartenere e quindi mette in evidenza sia luci che ombre di quella che è la nostra esistenza e purtroppo è uno di quei periodi in cui da un punto di vista sociale ma anche proprio clinico vediamo dei movimenti e quindi anche spesso delle situazioni che tendono un po' ad aggravarsi o a manifestarsi in modo un pochino più forte. Dal punto di vista... Prego, dottore. Sì, dal punto di vista anche proprio di alcune specifiche patologie come possono essere i disturbi d'ansia piuttosto che i disturbi di tipo depressivo. Questa forma di disagio da che cosa deriva? Prima parlavamo con il parroco, con Don David Berton, che spesso negli anni, nei decenni ci sono stati gli obblighi, no? C'era l'obbligo di andare a messa, l'obbligo di... c'è questa componente anche, le festività vissute come un obbligo? Ecco, per chi le vive in modo negativo sì, tende a vivere un senso di obbligo perché in qualche modo una persona che ha avuto una ferita, una sofferenza nel proprio tessuto familiare piuttosto che sociale, quindi manca quell'aspetto di cui parlavo prima, no? Quindi il senso di appartenenza, un senso di insieme, quindi ci riconduciamo alla famiglia. Ebbene, la festività in qualche modo obbliga a doverci pensare e a vivere la differenza magari con altre situazioni a noi vicine. I nostri occhi vedono, la nostra mente tende a confrontare un po' per nostra natura e lì se abbiamo qualcosa di buono nello zaino della nostra esperienza, nel nostro bagaglio personale, lo viviamo bene. Lì dove c'è qualche ferita e qualche sofferenza lo viviamo molto male e viviamo il senso d'obbligo di quella ricorrenza che lì dove noi siamo feriti ci ricorda la nostra ferita. Per questo il senso d'obbligo è un tema pertinente per chi purtroppo sta soffrendo. Certo non è un obbligo assoluto, non lo possiamo dire perché insomma il mondo è fatto di ricorrenze, di eventi, di festività, di memoria, di appartenenza. Il mondo è ricco, no? Poi spesso però ciascuno di noi riesce a pescare ciò che in qualche modo appartiene al nostro passato e quindi viviamo ciò che abbiamo vissuto sostanzialmente nella nostra esperienza familiare e nel nostro modo di filtrare ciò che abbiamo vissuto, quindi le emozioni. Assolutamente. Lei tra l'altro, dottore, parlava di memoria, c'è anche la memoria di chi non c'è più, le feste portano anche a questo, alla malinconia per le persone magari care scomparse. Le persone care scomparse sicuramente come dire, la mancata condivisione di ciò che magari stiamo vivendo noi anche con gioia, ma che magari ci ricorda che potrebbe essere stata ancora più
ricca se ci fossero state le persone che abbiamo perso. D'altronde la perdita e il lutto sono una delle caratteristiche più importanti che noi possiamo toccare a livello di sofferenza. Però diciamo generalmente è anche bene riuscire a conviverci nel modo più adeguato e più sereno possibile se ci sono delle basi ovviamente che lo permettono. Se ci sono delle basi invece che non hanno permesso di sviluppare questa serenità di base, ovviamente la ricorrenza, come anche Pasqua, e non dimentichiamo la primavera in particolare, che da un punto di vista nostro psichiatrico, psicopatologico, in alcune persone stimolano sicuramente un periodo particolare da tenere monitorato. Ecco, questi sono aspetti di cui tener conto, sicuramente anche come prevenzione, no? Assolutamente. Fatto salvo i casi più gravi, e lì immagino che il messaggio sia sempre quello di rivolgersi a esperti del settore. Per le malinconie più lievi, per la tristezza delle feste, chiamiamola così, qualche suggerimento, una strategia di sopravvivenza, che cosa ci suggerisce, dottore? Partiamo dalle cose più semplici e quindi teniamo conto che nonostante i dibattiti in ambito scientifico l'essere umano è un animale sociale. Possiamo avere più o meno introversione, più o meno estroversione, ma andare a ricostruire un minimo di rete, ma che vuol dire da una buona amicizia in su, sicuramente è un buon modo per far fronte a questa malinconia di cui parla lei. Quindi circondarsi di persone positive e che percepiamo ci vogliono bene. Potenzialmente avvicinarci alle persone che magari abbiamo piacere tenere care nel nostro cuore e quindi trovare il modo di condividere un po' di più. E poi anche magari, ecco, per chi sta dall'altra parte rispetto a chi prova malinconia, provare ad avvicinare noi stessi, chi vediamo che un pochino tende a soffrire, ad entrare in quella difficoltà che di solito normalmente è anche ciclica nel corso dell'anno. Certo. È sicuramente una buona idea. Non abbandonarsi quindi alla solitudine e aiutare chi magari tende a farlo. Grazie Michele Canil per questi suggerimenti molto preziosi che ci consentono di chiudere il nostro racconto. Questa Pasqua che ci prepariamo a vivere da tutti i punti di vista, spirituale per chi ha fede, consumistico tra virgolette per chi vuole concedersi qualche momento di relax e poi appunto relazionale come ci suggeriva Canil. Quindi grazie ancora a Michele Canil. Io vi ricordo i fatti principali di giornata, l'incidente di questa notte a Bressanvido dove è morto questo 17enne, poco fa Vanessa Banzà ci ha raccontato tutto, la tragedia in A4 tra Padova Est e Padova Ovest dove alle 4 del mattino è morto un uomo di 48 anni e poi torneremo anche a Treviso nel corso delle nostre edizioni serali per questo ordigno bellico ritrovato a ridosso delle mura. Come sempre avremo tanto ma tanto da raccontarvi anche dal punto di vista politico. Quindi per il momento mi fermo qui, sono le 14:31, saluto e ringrazio dalla regia Andrea Basso e Marco Gagliazzo. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione, buon sabato di Pasqua.